Io lontano da te, pescatore lontano dal mare. Io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Notti, notti d'amore, nel silenzio il mio nome, il tuo nome, ma non risale l'acqua di un fiume, nemmeno il tuo amore ritrovavi. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Ho aperto con questa bellissima canzone e queste fotografie, questo paesaggio meraviglioso, perché io so che questa mattina sono in tanti che mi stanno guardando, che ci stanno guardando, perché sono i nostri ragazzi, le persone, le 200 persone che sono venute in gita in barca a Venezia. Siamo partiti con 2 motonavi, tutti mi chiedevano quando ci vediamo, ma soprattutto durante la settimana io vi farò sentire le interviste di questi meravigliosi ragazzi che si ricordano della famiglia, cosa dicono questi ragazzi, questo premio che è stato vinto, questo Leone d'Oro che è stato dato in piazza San Marco dall'amministrazione comunale di Venezia in presenza dell'assessore Renato Boraso col direttore generale dei musei civici Agnetti, per riconoscere il premio alle fragilità. Io le ho condiviso con tutti, sono delle persone meravigliose, persone che dobbiamo ascoltare. Voi sentirete cosa dicono nelle interviste, di chi si ricordano e con quanto amore lo dicono. Però adesso saluto gli ospiti, saluto il dottor Davide Vignotto, assegnista di ricerca Università di Trento. Grazie dottor Vignotto di essere qui. Saluto anche l'architetto Alessandro Bonet, presidente Piave Servizi. Buongiorno anche a lei Presidente, grazie anche a lei di essere qui. Allora dottor Vignotto, ricerca, università, noi abbiamo avuto il professor Baschirotto con la moglie Anna Baschirotto, si è parlato di malattie rare, di ricerca, questa ricerca poco sostenute in Italia ed è un peccato perché abbiamo i migliori ricercatori del mondo e soprattutto i giovani. Lei è giovane, lei ci deve spiegare se è vero questi messaggi devastanti, tutti i giovani scappano, tutti i giovani vanno all'estero, qui in Italia non c'è futuro. Ecco, dal suo punto di vista, dottor Vignotto, cosa vede, cosa vorrebbe, ecco, il lato positivo e il lato negativo di essere un ricercatore italiano? Prego, dottore. Salve a tutti, buongiorno a lei e agli ospiti che ci seguono da casa. Intanto, innanzitutto, per me è sempre un onore essere qui. La sua è una domanda molto interessante e io ovviamente risponderò a titolo personale, quella che è la mia esperienza. Direi che
c'è principalmente un aspetto molto positivo della ricerca in Italia e dell'università italiana che mi sento di sottolineare, e è che la preparazione che viene data allo studente che frequenta un'università italiana in genere è di primissimo livello, è confrontabile con quelle delle migliori università mondiali, perché l'università italiana si basa spesso almeno nelle materie scientifiche che sono insomma quelle di cui io mi occupo, si basa spesso su un grande focus sulla teoria, sui principi di tutte le materie scientifiche che poi aiutano il futuro ricercatore ad essere a svolgere bene il suo lavoro. Questo è un aspetto sicuramente positivo. Un aspetto un po' negativo, se vogliamo, è che in Italia il mondo della ricerca è, io lo definisco così, una mezza via tra il mondo del lavoro e l'essere uno studente, almeno al mio livello. Quindi si è poco invogliati a fare il ricercatore in Italia se si guarda all'aspetto economico, ad esempio all'aspetto dei contratti che non sono indeterminati, ma sono determinati fino a che non si ottiene una posizione. Questo, se vogliamo, è un aspetto negativo, ecco. Io comunque amo la ricerca, quindi sono rimasto qui. Però se vogliamo migliorare, secondo me dobbiamo pensare a un'università in un'ottica più di azienda per chi ci lavora dentro. E credo che il piano nazionale, adesso non so bene se è una legge o che, ma si stia facendo qualche tentativo, ecco, con uno degli ultimi provvedimenti che, per quanto ne so, adesso è in pausa o che non sono molto esperto in materia, però so che c'era qualcosa di positivo. Allora, dottor Vignotto, spieghiamo anche che ricercatore è lei, perché noi siamo curiosi, sa, dottor Vignotto, noi la conosciamo, ma magari qualcuno è la prima volta che lo vede, e sentiamo allora che ricercatore è il dottor Davide Vignotto. Allora, sì, parlo velocemente del mio background. Io mi sono laureato in ingegneria, prima a Udine, in ingegneria meccanica durante una triennale, e poi mi sono spostato, sono andato all'Università di Trento, dove ho svolto la magistrale in ingegneria meccatronica. Da lì ho proseguito con un dottorato di ricerca, che è sostanzialmente quello che una persona fa dopo l'università magistrale se vuole restare nel mondo della ricerca, appunto, universitaria. Una volta conseguito il titolo di dottore di ricerca, adesso sono rimasto nell'Università di Trento e lavoro come assegnista di ricerca a una missione spaziale che si chiama LISA, che verrà lanciata tra circa 10-15 anni. E è una missione, diciamo, di cui l'Università di Trento, ma l'Italia in generale, è molto orgogliosa per il contributo che sta dando e per il valore della missione, che è scientificamente molto 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 elevato. Allora sentiamo e salutiamo anche l'architetto Alessandro Bonnet, presidente Piave Servizi, di questa meraviglia di ricercatori che abbiamo, giovani, con passione. Ecco, come commenta presidente Bonnet, ma soprattutto lei è anche architetto, questa manualità che sembra che non ci sia la passione nei ragazzi, invece scopriamo dei mondi meravigliosi, almeno io nella mia trasmissione ho delle persone meravigliose. Prego. Beh, intanto buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, e fammi aprire una piccola parentesi per inviarti i miei complimenti per quel premio autorevole che rende merito alla tua attività e al tuo impegno per gli altri. Grazie. Detto questo, veniamo al tema e alla questione che mi poni. La nostra è una società, e parlo di Piave Servizi, che annovera al suo interno svariate professionalità. Parlo di giovani ragazzi laureati e ricercatori, dottorandi. Abbiamo anche 3 master in corso con le università di Udine, e che dà la possibilità ai giovani e ai ricercatori anche di mettere sul campo tutto quello che hanno approfondito nella loro attività accademica. Mi spiego.
Ci sono delle possibilità anche qui da noi, è logico che dobbiamo trovare realtà di mentalità aperta, realtà che siano disposte a investire, ma l'investimento nella ricerca, nella conoscenza in genere è l'investimento che genera il moltiplicatore più elevato, cioè a fronte di €1 investito il frutto di questo investimento è molto ma molto più elevato sia in termini economici che di conoscenza. Ti do un numero, per esempio, Piave Servizi ha un'età media dei propri dipendenti che è di 45 anni e rispetto alla realtà italiana è molto bassa. Abbiamo 28 ore all'anno di formazione minima, cioè ogni dipendente fa 28 ore all'anno minimo di formazione e il 75% di chi ci lavora ha almeno un titolo di studio secondario. Con questo ti porto l'esempio della nostra realtà perché credo sia giusto anche parlare di qualcosa di positivo e delle possibilità che il nostro territorio riserva a chi si focalizza sulla ricerca, sulla conoscenza, che però non è fine a se stessa, perché la ricerca poi trova applicazione anche a livello pratico, con benefici che vanno a ricadere su tutte le persone che vivono in questo territorio. Allora, dottor Vignotto, noi abbiamo sentito parlare di manualità. Spesso passa questo messaggio devastante: i ragazzi hanno poca manualità, fanno poca manualità nella scuola, e noi abbiamo intervistato anche con i nostri telegiornali questi ragazzi. In effetti dicono che loro vorrebbero una scuola più intrigante, una scuola nel pomeriggio con più manualità. Cosa ne pensa, dottor Vignotto? Anche qui ovviamente parlo per la mia esperienza personale. Io mi trovo assolutamente d'accordo con questa affermazione. Da un lato io ho seguito qualche studente nel percorso di tesi e devo dire che alcuni di loro, molto bravi sul piano magari teorico, avevano difficoltà, adesso lo dico in maniera banale, ma ad avvitare una vite, se vogliamo essere proprio schietti, nel senso in che verso devo girare il bullone per montare il mio setup sperimentale. È chiaro che questo tipo di lacuna si può recuperare velocemente, però è pur vero che secondo me aiuterebbe preparare, adesso io non so i modi in cui fare una cosa del genere, ma preparare questi studenti anche magari prima dell'università, volendo, anche in istituti quali un liceo scientifico, ad attività manuali, secondo me è fondamentale. Io sono il primo che si sporca le mani quando, sin da ragazzo, con i motorini, se vogliamo, però a me è sempre piaciuto e quindi avevo sia la manualità pratica che poi insomma lo studio delle parti teoriche, ma secondo me aiuterebbe chiunque, non solo chi ne è appassionato, ecco. E fa bene a dirlo e la ringrazio di questo, perché chissà che qualcuno ascolti, perché se i ragazzi dicono questo e lei conferma che ci vorrebbe un po' più di manualità già al liceo, io direi anche alle medie, perché anche là una volta c'erano le applicazioni tecniche e già vedevi dove era più orientato il ragazzo o la ragazza. Ad esempio la meccanica c'era benissimo, mi ricordo questi laboratori con tutti i ragazzi, come dice lei, con le mani sporche, perché si sporcavano, perché imparavano a usare certi attrezzi, e poi hai cancellato tutto. I laboratori, no, a parte qualche raro caso, ma io non devo essere fortunata di frequentare quella scuola o avere quel direttore o quei professori, io devo avere quello che mi aspetta e quello che devo imparare. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Gli altri qua nel Veneto e le università che abbiamo e più importanti che sia anche in Italia, cominciamo da Padova, che è una delle migliori università italiane. Dopo qua abbiamo architetti come Scarpa nel Novecento, famosi mondiali, abbiamo di tutto qua. Non abbiamo la politica che dà la possibilità a questi fiori di studiare.
perché giustamente come dice il dottor Bea, è ricerca, quello che scopre e ricade a pro nostro, a pro della gente, no? Tutte le scoperte in medicina, in qualsiasi campo, sulla vita privata. Bisogna dare la possibilità a questi fiori di studiare, anche chi che non ha possibilità, perché delle volte che cervelloni che non ha possibilità e io che ha la grana, allora bisogna aiutare tutti, chi che vuole studiare, dare una mano, perché l'avvenire, il mondo non sparirà mai, con tutte le rogne, le guerre, quello che ti vuole, perché ne sta a migliaia di guerre, e il mondo va sempre avanti, Mirella, tanto o prima o dopo tutti quanti moriremo, e la scadenza la avremo tutti, allora vediamo che la possibilità di vita sempre bisogna viverla, bisogna studiare, chi che vuole lavorare, fare di tutto, perché noi altri italiani non siamo secondi a nessuno, intanto che siamo la più bella nazione del mondo, siamo gente che è buona a fare tutto, va bene, e dopo ti dico l'ultima roba e chiudo. Ti ha detto una strada qui in Mirella che ti porta noi lontano, ancora di più. Ma la cosa che ti ha fatto qui, col tuo cervello, voglio dire, cosa che ti riusciva a fare con i fiori. Neanche gli scienziati non l'hanno fatto. Nel senso, ti ha visto che è buona volontà e la gente che ti ascolta e con la tua fatica, con la tua passione, cosa che ti ha detto una strada, che non ti ha neanche la minima idea dove che andrà a finire. Perché non grande, ti ha detto un'autostrada. In ogni modo saluto te e i tuoi ospiti e gli faccio gli auguri all'architetto che cosa aveva, giovane, che va avanti, bravo, mi fa piacere quello tempo e anche a calcio. Ciao Mirella e buona domenica a tutti te. Ciao. Grazie Rinaldo per il supporto e le parole. Questa è la mia grande famiglia, sente dottor Vignotto, che stanno vicino, che capiscono quanto impegno, ma grazie a loro riesco anche a dare un po' di serenità a queste fragilità. Ma proprio l'altro giorno che siamo stati a Venezia, quando siamo scesi dalle motonavi con questi 200 ragazzi, alcuni dei quali in carrozzina, ho guardato la meraviglia di queste nuove attrezzature. Le apri in un momento, le chiudi in un momento. Ecco, sono veramente degli attrezzi che per loro sono indispensabili perché li fanno agire in maniera diversa, diventano quasi autonome. Pensi, dottor Vignotto, che mentre guardavo queste cose pensavo proprio alla ricerca, alla tecnologia, che passi da gigante ha fatto in così poco tempo, pensando alle vecchie carrozzine di una volta faticosissime. Ecco, questa è tecnologia, questa è ricerca. Prego, dottor Vignotto. Una cosa interessante da dire in merito. Quando dovevo scegliere che cosa fare dopo la mia laurea triennale in ingegneria meccanica, uno degli aspetti che mi interessavano di più era la ricerca delle protesi attive, quindi sostanzialmente un arto robotico che va a sostituirsi all'arto che è stato amputato o che non era presente dalla nascita. E poi per vie traverse, diciamo, ho preso un'altra strada, quella della ricerca più nel settore aerospaziale, però comunque resto affascinato dai progressi, come dice lei, che sono stati fatti non solamente nel campo delle protesi. Se qualcuno va a un po' di curiosità, va a cercare su internet, vede dei video che mostrano delle protesi moderne che sono incredibili, cioè vengono comandate con il cervello, cioè io ho una mano robotica che con il cervello apro, chiudo, afferro un bicchiere, afferro un'arancia, e io quando vedo immagini del genere non posso che essere orgoglioso dell'umanità intera per i progressi che ha fatto. E ovviamente io ho notato che sì, anche ultimamente, negli ultimi anni, c'è un'attenzione maggiore da parte secondo me della società tutta alle cosiddette barriere architettoniche, a quelle piccole accortezze che per le persone normali non cambiano la vita, ma per le persone con disabilità invece sono importantissime. Secondo me si sono fatti passi da gigante in questa direzione negli ultimi anni, e ce ne sono tanti altri da fare di passi, però secondo me siamo nella strada giusta.
Sentiamo cosa dice anche l'architetto Alessandro Bonnet, perché questa manualità, questa meccanica, questa ricerca aiuta anche voi, perché anche voi avete bisogno di avere sempre più ricerca e sempre più delle cose innovative. Prego. Beh sì, prendo la palla al balzo. Noi siamo stati la prima azienda in Italia ad applicare per esempio, delle tecnologie che sono state sviluppate da un contesto purtroppo tristemente noto a questi giorni, che è il comparto militare dell'esercito israeliano e la ricerca israeliana. Parlo della tecnologia SAR, che ci permette di ricercare le perdite occulte nella rete dell'acquedotto attraverso appunto una scansione fatta tramite l'aereo, tramite questa tecnologia, e che appunto deriva da un'applicazione militare, da un'applicazione della ricerca israeliana che cercava prima l'acqua su Marte, l'ha cercata poi con la stessa tecnologia nel deserto del Negev, e poi questa forma di ricerca, questa applicazione ci ha permesso di cercare anche l'acqua che è presente nel terreno sotto forma di perdite occulte, nascoste, che non avremo modo di trovare se non con ricerche lunghissime e dispendiose. E questo si traduce in rispetto per l'ambiente, risparmio della risorsa idrica, ricerca, e quindi risparmio di energia, di anidride carbonica emessa, e anche con un risparmio nelle tariffe dei nostri cittadini. Ricordo che la tariffa idrica della nostra azienda è una delle più basse d'Italia, e vi do un numero perché è giusto anche contestualizzare per capire a chi ci ascolta da casa che la tariffa media di un metro cubo d'acqua, e un metro cubo d'acqua contiene 1000 litri, della società Piave Servizi, acqua intendo fornita, trasportata e depurata per poi essere restituita al corpo idrico ricettore, è 1,89 € al metro cubo. La tariffa media italiana è 2,15 €, in un contesto, quello europeo, di 3,50 €. Questo per chiudere il discorso relativamente alla ricerca, ovvero la ricerca, se applicata e se sfruttata in una metodologia che possa portare applicazioni pratiche, efficaci ed efficienti, genera benefici a livello ambientale, a livello economico. E per quanto riguarda poi la manualità, argomento che avevate affrontato prima, è un problema che tocchiamo tutti i giorni, però sinceramente credo che un bagno di realismo sia semplice e utile. Mi spiego: si parlava prima di applicazioni tecniche, non credo ci voglia una riforma di stampo gentiliano per reintrodurre la materia che si faceva 30, 40, 50 anni fa. Se si faceva e dava buoni risultati, è sufficiente riproporla. Si facevano 4 ore alla settimana di educazione tecnica, di applicazioni tecniche, come la si voglia chiamare, che si rifacciano. Non servono attrezzature, laboratori per avvitare una presa di corrente, per cambiare una lampadina, non servono ricercatori, non serve Piero, Alberto, Angela, basta solo dedicarci un po' di tempo. Quindi credo che sia più semplice di quanto si voglia, e questo porterebbe anche alle aziende come la nostra magari qualche beneficio. Noi facciamo fatica a trovare per esempio idraulici, ne abbiamo 70 alle nostre dipendenze, 70 collaboratori, e facciamo fatica, ma insomma per fortuna per ora riusciamo ancora a essere completi nei nostri ranghi. Credo che però quello che si è detto relativamente all'adeguamento della formazione, soprattutto a livello delle scuole medie, perché poi sono quelle che ti aiutano a scegliere la scuola a livello delle superiori, fare qualche ora di educazione tecnica potrebbe risolvere molte delle questioni che avevamo accennato prima. Allora, prima di andare in pubblicità, proprio per collegarmi al discorso che ha fatto il presidente Bonnet su quello che ha detto su queste tubature, andiamo a vedere questo servizio Comuni No Mappe Tubature. Sentiamo e poi commentiamo.
c'è la maggior parte dei nostri comuni che non sa assolutamente, non ha conoscenza o lo ha in parte di come funziona la regimazione delle acque all'interno del proprio territorio o di come funziona la regimazione dei servizi acquedotto e fognatura. Non sappiamo che fine fa l'acqua piovana che entra nei tombini o scorre lungo le caditoie. Una mancanza sottolineata dalla dirigente regionale a Mirano di fronte ad un parterre di tecnici comunali, ingegneri, architetti, giornalisti e sindaci. In ballo, è stato sottolineato, c'è la sicurezza idraulica delle nostre città. Perché ce ne accorgiamo come funzionano quando non c'è più acqua o quando ce n'è troppa. Perché non sapere dove passano le condotte significa non essere in grado di intervenire in caso di ostruzioni, che è tra le cause principali di allagamenti di strade e case. Una situazione confermata anche dai consorzi di bonifica, che quelle acque, se arrivano dalle condotte comunali, poi le devono gestire per l'agricoltura, ma anche verso il deflusso in mare. Perché abbiamo notato appunto che in quelle aree dove non c'è più competenza, non è competenza dei consorzi di bonifica, non è competenza della regione, siamo in aree comunali o in aree private, i reticoli idraulici, meglio quelli dello sgrondo delle acque meteoriche, nessuno più li conosce. Da qui lo sforzo che la regione sta facendo per creare una mappa veneta delle canalizzazioni e dei sottoservizi, che diventa quasi un ricatto ai comuni alle prese con le pianificazioni urbanistiche dei prossimi anni. Non possiamo pensare di continuare a costruire, a realizzare e non sapere qual è lo stato dei nostri sottoservizi e dei nostri servizi primari. Allora, con questo testo unico abbiamo fatto una forzatura, quello di redigere e allegare anche il piano delle acque. Chiaro quindi il messaggio ai sindaci, di conseguenza ai cittadini: niente piani regolatori se non studiate e ci dite dove passano le vostre acque. Perfetto, io vorrei anche dire che dobbiamo parlare allora di urbanistica, che è sempre stata un fiore all'occhiello per i sindaci, perché voleva dire piani regolatori. Piani regolatori, molti comuni e molti sindaci sono caduti proprio nei piani regolatori perché il business è pazzesco. Lo dico io, non lo dice nessun altro. Presidente, come commenta questo servizio? Beh, la ringrazio di avermi dato la parola perché è proprio il mio mestiere questo. Beh, allora, la predica non serve a nulla. La predica non serve a nulla e lo dico veramente con la morte nel cuore, perché dire che serve conoscere dove passano le acque è come dire che alla mattina bisogna lavarsi il viso prima di presentarsi in pubblico. Bene, e chi va a rilevare e fare il piano delle acque? Punto di domanda, perché dire che se non sai dove passano le tue fognature non fai il piano regolatore non serve a nulla. Bisogna, è fondamentale. Io ne ho parlato con i miei 39 sindaci proprio nelle riunioni periodiche che faccio, l'ultima l'ho fatta martedì scorso, di questa necessità. Il problema per le amministrazioni comunali non è sapere che bisognerebbe farlo, tutti quanti lo sanno. Porca miseria, mi scusi se mi infermo. Ma fa bene perché la dirigente regionale che appunto non è d'accordo con lei. Ci ha detto una cosa che sapevamo da più o meno 30 anni. Ci vogliono le risorse per fare i piani di gestione delle acque, i piani delle acque. Ci vogliono le risorse, ci vuole una chiarezza a livello normativo perché nel sistema di gerarchia dei corsi d'acqua intervengono i privati perché ci sono fossi privati, i comuni perché ci sono fossi comunali, i consorzi di bonifica perché ci sono dei corsi d'acqua consortili, il genio civile e il magistrato alle acque. Cioè ci sono 5 livelli di intervento, quindi ci vuole 1 chiarezza normativa, 2 risorse perché non si fanno le nozze con i fichi secchi e 3 poi mettere ordine anche a livello normativo, ma questo è l'ultima cosa. Quindi benissimo questo appello, vuol dire che la cosa è nota, ci mancherebbe altro che non lo fosse a livello della dirigenza dell'urbanistica, per l'amor di Dio. Benissimo, però ci vogliono le risorse e ci vuole chiarezza sulla gerarchia di chi fa cosa e quando. Quindi io sono non contento, contentissimo che il tema sia nella mente della dirigente, benissimo, ci mancherebbe altro che non lo fosse, vista l'importanza, però detto questo, se da domani non ci sono risorse e non ci sono
e non c'è la chiarezza, ci ritroveremo lì tra un anno, tra 5 anni, tra 10 anni, nella stessa condizione, forse anche peggio, perché nel frattempo è andato in pensione qualche operatore ecologico, qualche stradino che si ricorda dove passano le acque, magari sarà stato tombato qualche altro fosso, magari le condizioni delle precipitazioni e l'andamento delle precipitazioni sarà ancora più critico rispetto a tutta la rete. Quindi bene, questo è un passo di consapevolezza, però adesso io mi auguro che ci siano anche delle decisioni, dei finanziamenti. Il PNRR, almeno per quanto riguarda l'aspetto idrico, è stato molto ma molto limitato il suo impatto. Ricordo che per quanto riguarda la rete idrica, non la rete dei fossi per capirci, ma quella idrica, il PNRR ha messo 900 milioni su un investimento complessivo del PNR di 210 miliardi, quindi è un importo molto ma molto esiguo rispetto al valore assoluto dell'impatto del PNRR. Io spero che anche in questo ramo ci siano i giusti investimenti, prima di tutto nella fase di pianificazione, perché bisogna, per decidere, come diceva il presidente Einaudi, per deliberare bisogna prima di tutto conoscere, e quindi che si facciano i piani di tutela, i piani di gestione delle acque a livello comunale, a livello intercomunale. Ci vogliono delle risorse, perché i comuni non hanno le risorse per farli, almeno quelli piccoli che io conosco. Guardi, io ogni giorno... Perché il sindaco di Cortina ha detto che è pieno di soldi e che la pista da bob, la manutenzione, la pagherà lui. Allora ho detto andiamo tutti a Cortina, perché a Cortina risolveremo i nostri problemi. Pubblicità. Giovedì 12 ottobre, giornata meravigliosa, siamo a Porte Grandi, alla Nautica Stefanato, qui con me c'è Glauco Stefanato, per questa gita inclusiva che ci porterà a San Marco, dove scenderemo, ci sarà l'assessore Renato Boraso che ci aspetta e andremo a visitare Palazzo Ducale con i musei e la Fenice. È una giornata splendida, lassù oggi qualcuno ci ama, come vedete le barche, le motonavi sono tutte piene di queste persone meravigliose, guardate, una si sta già avviando per far staccare la spina a questi ragazzi, a questa gita inclusiva per far vedere la bellezza del territorio. Ragazzi molto chiusi, con la pandemia non ne parliamo, perciò oggi cercheremo di dare, come l'anno scorso, un momento di serenità, di bellezza e soprattutto staccare la spina. E questo grande, e grazie alla grande famiglia di Rete Veneta, di Sveglia Veneti, che col 5 per 1000 mi permette di fare questo. Un grande grazie anche a Anna, che anche lei contribuisce a queste gite meravigliose, una persona speciale, una diversamente giovane che sta cercando di aiutare e supportare le fragilità. Perciò, come vedete, una famiglia composta da tantissime persone che ci vogliono bene e che con i loro contributi mi permettono di fare questo. Grazie, e allora partiamo per la gita a Venezia. A dopo. Stiamo vedendo questo fiume meraviglioso, queste motonavi, qui siamo alla partenza, stanno arrivando tutte queste persone, questi ragazzi, queste ragazze con i loro educatori, una correttezza, come vi ho detto, un'educazione, guardate con quanta tranquillità riescono a salire, ecco qua le carrozzine che stanno salendo. Ecco, la mia domanda è, dottor Vignotto, a parte, come dicevamo prima, questa ricerca, ma soprattutto la tecnologia, ma la tecnologia sta correndo in maniera incredibile, è una cosa veramente, rispetto ai soldi che si spende per la ricerca, la tecnologia sta galoppando, ci porta su mondi, come ci sta spiegando anche lei, sconosciuti, meravigliosi, con delle cose che vediamo, che sono le astronavi che una volta non pensavamo neanche mai di vedere, questi mezzi particolari che lei sta spiegando, questa novità. Prego, dottor Vignotto.
Sì, comincio facendole i complimenti per l'attività che ha descritto prima. Grazie. Mi sembra veramente una bella cosa. La tecnologia, io penso che noi abbiamo una percezione della tecnologia, dei passi che fa la tecnologia, che faccia grandi cose velocemente, ma penso che lo stesso valesse, diciamo, 100-200 anni fa, ovvero la tecnologia che è sempre, ricordiamolo, spinta dalla ricerca, che sia universitaria o che sia nei dipartimenti di ricerca e sviluppo delle aziende o che sia nei centri di ricerca. La tecnologia è figlia della ricerca. In realtà ha sempre fatto e spero sempre farà passi da gigante. Io mi stupisco sempre pensandoci che 10-15 anni fa, per fare quello che oggi facciamo con un telefono, serviva un computer. 30-40 anni fa serviva un computer grande come una stanza e ancora non si riusciva a fare le cose che fa un telefono. Oggi io posso fare una foto con il mio cellulare e ritoccare la foto in tempo reale, cosa che 5 anni fa mi costava 1-2 ore di lavoro a un graphic designer. Domani chissà cosa faremo domani. È pur vero che io ho sempre avuto e sempre avrò fiducia nella tecnologia, quindi sono contento di vivere nell'epoca in cui viviamo, ecco. Allora, architetto Bonnet, quello che ho visto, e tutti quanti ci meravigliamo, un Piave pulitissimo, un Sile pulitissimo, una laguna pulitissima, e Stefanato spiegava, perché ha spiegato tutto il viaggio con un'attenzione incredibile, queste sono le maree, l'acqua alta e l'acqua bassa, le correnti. Ma io non avrei mai immaginato di trovare una... Avete visto? Guardate che non c'era una carta, non abbiamo trovato niente, solo acqua pulita, cioè pulita per noi. Cosa ci dice, architetto? Perché noi ci lamentiamo sempre, i fiumi sono sporchi, poi andiamo in laguna tramite il Sile, incontriamo questa meraviglia e vediamo una pulizia incredibile, pieni di uccelli, cioè visitate anche voi il Sile in nave, cioè non perché voglio provare, ma è una cosa veramente da capogiro. Voi non avete idea della bellezza che abbiamo fuori di casa a 2 passi. Prego, Presidente. Beh, ogni tanto bisogna dire anche le cose positive, solo che i media spesso non aiutano in questo senso, e io ringrazio questa trasmissione invece perché ha il coraggio di dirle le cose positive. La cultura del rispetto dell'ambiente, gli investimenti, parlo anche nella depurazione, perché ci sono state milioni e milioni di euro da parte di tutte le società dell'idrico che hanno investito nella depurazione, portano a dei risultati che non si vedono nell'arco di qualche mese, si vedono nell'arco di magari decine d'anni. Allora, rispetto agli anni 80, dove avevamo un certo tipo di contaminanti, un certo tipo di deflusso di acque sporche nei corsi d'acqua e poi nella laguna, la situazione è via via migliorata. Gli impianti di depurazione, per esempio, funzionano e restituiscono un'acqua depurata che ha delle caratteristiche nettamente migliori a quella di 30 e 40 anni fa, e il risultato si vede. E la cultura che abbiamo via via anche introdotto nelle scuole di rispetto dell'ambiente, qualcosa serve. Io ricordo che 20 anni fa non si faceva ancora la raccolta differenziata, e per esempio chi si occupa della raccolta ha investito risorse soprattutto nelle scuole per la cultura della differenziazione, che hanno portato a risultati che sono eccellenti, perché i nostri comuni sono quelli in cui in Italia si differenzia di più. E secondo me, ma non solo secondo me, il maggior contributo lo hanno dato i ragazzi. Quindi investire nella scuola, nelle politiche ambientali paga. Il tallone d'Achille di un investimento in termini di cultura è che il ritorno non è immediato, cioè se io investo €1 adesso nella formazione
del ragazzo, non vedo il risultato fra una settimana, vedo il risultato fra 5 anni e magari questo non siamo disposti ad aspettare, però ripeto, ci sono sempre più casi, io vedo anche negli investimenti che facciamo noi di formazione dei ragazzi rispetto alla cultura dell'acqua, di signori, insomma anche di miei coetanei che mi dicono: mi stavo lavando i denti, è arrivato mio figlio e mi ha chiuso il rubinetto dell'acqua. E quindi credo che questo serva molto più di tante altre iniziative per la diffusione di comportamenti che giovano poi a tutti quanti, perché i buoni comportamenti poi giovano a tutti quanti coloro che vivono in un territorio. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone, scusami per l'altra settimana che non sono riuscita a darti la parola, a sentirti con Oliviero Toscani, ma guarda, è stato un po' una mattinata particolare. Vai Leone, grazie e scusa ancora. Grazie Mirella, tu non ti devi scusare di niente, perché tu sei un angelo. Grazie. Allora io sono d'accordo con l'architetto che parla dell'informazione della stampa, che non ci informa abbastanza delle tecnologie, delle cose che succedono intorno a noi. Cioè vengono fatte delle tecnologie che noi non sappiamo neanche. Quando c'è una cosa nuova dovrebbero essere nelle prime pagine dei giornali e invece vanno su questi giornali specializzati e la maggior parte della gente non sa neanche che abbiamo certe tecnologie che potremmo fare qualsiasi cosa. Adesso la gente non sa che si può desalare l'acqua del mare, per esempio, ma sono 200 anni che desaliamo l'acqua del mare. I pannelli fotovoltaici sono stati inventati nel 1883 e messi in vendita addirittura. Scopriamo adesso dei pannelli fotovoltaici. Quanti anni sono passati che avremmo potuto adoperarli e avremmo un clima migliore, non avremmo fatto tutte queste sconcezze nell'ambiente adoperando energia pulita. Il problema è che non siamo informati, che la stampa non ci informa di queste cose. Ad esempio adesso hanno fatto vedere il Madagascar, che sta diventando un deserto. Il Madagascar è un'isola. Basterebbero un po' di pannelli fotovoltaici e dei dissalatori e si risolve il problema, invece di piangerci addosso, aiuto, 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 il Madagascar sta diventando un deserto. Non c'è niente da chiedere aiuto, bisogna rimboccarci le mani e fare le cose. Il problema è che la gente non è informata sulle nuove tecnologie. Grazie Milena, ciao. Grazie a te Leone. Sentiamo come commenta il dottor Vignotto. Soprattutto quello che non riusciamo a capire è che noi andiamo sulla Luna, andiamo a vedere le stelle, fra poco ci arriveremo di sicuro. Quello che non ci riusciamo a capire, dottor Vignotto, è come mai non si riesce a individuare le partenze di queste povere persone che prendono questi battelli sgangherati, malandati, per attraversare questo oceano che loro non conoscono, perché loro vivono sulle barche con delle acque quiete, calme, tranquille, e non si rendono conto invece della pericolosità di queste attraversate estenuanti, lunghissime, perché tanti dicono che potrebbero prendere altre navi o l'aereo, magari qualcuno dice, senza pensare che loro non possono spostarsi dai loro paesi. Non è così come pensate voi, ecco, l'informazione che non arriva o l'informazione distorta. Eppure si potrebbero vedere tante cose quando queste povere persone veramente sono in condizioni disperate. Avete visto morti, forse non ce li ricordiamo più, continuamente i morti che stanno facendo la guerra, queste armi nucleari. Cosa ci dice lei, ricercatore, dottor Vignotto? Ha paura, sente che adesso si parla addirittura della guerra mondiale. Cioè sono dei messaggi che, a mio avviso, questi poveri ragazzi, che ne abbiamo anche pochi, cerchiamo invece di coltivarli, di mandare dei messaggi positivi, anche se, devo dire la verità, per me purtroppo ogni giorno è sempre più difficile, ma devo essere dire la verità, ma anche essere ottimisti. Cosa dice, dottor Vignotto?
Io sono d'accordissimo, io penso che i fatti sono i fatti, ma l'ottimismo deve prescindere da questi. Cioè, in merito mi ha fatto diverse domande, se vuole, ma io posso rispondere sull'aspetto più tecnico. Noi è vero che andiamo nello spazio, costruiamo dei razzi che ci portano o portano dei rover su Marte e sulla Luna, ma la tecnologia che si impiega per una cosa del genere non è la stessa che si impiega per, ad esempio, scandagliare il mare. Ora, come si fa a scandagliare un mare? Si usano dei radar oppure si usa, ma meno efficacemente, l'occhio, la vista. Io sono stato 2 volte a Lampedusa. Lampedusa, se non erro, dista una cosa come 80 miglia nautiche dalla costa più vicina africana. Se uno non va a vedere, se uno non capisce quanto grande è il mare, è chiaro che sembra facile dire basterebbe individuare i barchini. Non è facile. Ci sono lo si fa, lo si prova a fare, ma non è facile. Tante volte alcune di queste imbarcazioni vengono perse, non sono identificate, poi succedono le tragedie di cui purtroppo veniamo a conoscenza tramite i giornali, però il discorso qui si farebbe anche più ampio, perché quando si tratta di persone disperate che arrivano a spendere tutto quello che hanno per provare a cambiare vita, a venire in Europa, non c'è solo il discorso di intercettare le barche, c'è un discorso che va dal socio-politico, dal tipo di economia che c'è lì, dai riflessi che ha un flusso migratorio nel nostro paese e in Europa, e io non sono la persona adatta a discutere di questa cosa. Vabbè, ma come giovane lei come vede questa situazione? Perché io voglio sentire anche voi, perché sentiamo i soliti soloni che sanno tutto. Io voglio che parlino i giovani. I giovani cosa pensano di questo momento molto delicato? Prego, senza entrare in politica naturalmente. Sì, allora io personalmente un po' sento la preoccupazione. Se vogliamo, l'ho sentita quando è iniziata la guerra russo-ucraina, perché è un evento che onestamente non mi aspettavo. Io sono abituato, se vogliamo, in quanto giovane, a vivere in un periodo di pace. Lo siamo più o meno tutti. Diciamo, dopo la seconda guerra mondiale, l'Europa è stata sostanzialmente una zona pacifica. La guerra in Ucraina è stato un evento che mi ha un po' preoccupato. Si aggiunge ora un'altra guerra che sembra essere alle porte nel contesto israeliano e della striscia di Gaza, che forse noi sentiamo più lontana perché non sono in Europa, però dobbiamo ricordarci che adesso tutto il mondo è paese, cioè ci sono alleanze globali, quindi se succede qualcosa lontano da noi, quel qualcosa avrà un effetto anche su di noi. Questo un po' mi preoccupa. È anche vero che da un lato il fatto che il mondo è paese aiuta a tenere l'equilibrio, quindi è più difficile che qualcuno sia più esuberante degli altri se siamo tutti che sappiamo quello che fanno tutti, per parlare in maniera molto pratica. Io confido su questo, confido sostanzialmente nella diplomazia. E è l'unica cosa che posso fare, però io, essendo ottimista, ci confido. Grazie, grazie dottor Vignotto, mi fa piacere. Sono un po' preoccupati ma sono ottimisti, sono così i nostri giovani. Io l'altro giorno proprio li vedevo spensierati, ecco, se riescono a staccare la spina non sono sempre con la preoccupazione, soprattutto le fragilità, che vivono sereni, hanno questo sorriso, questa voglia di vivere, questa curiosità, questo voler osservare, e quello che dovremmo supportare invece lo mettiamo da una parte. Ogni tanto qualcuno si ricorda, tipo la grande famiglia di Sveglia Veneti e qualche altra associazione, ma poi c'è il mondo del volontariato che aiuta, che supporta e che li fa veramente sperare. Adesso andiamo a vedere anche questo video
info acqua alert, perché da domenica hanno detto che inizia a piovere, vedremo, andiamo a vedere intanto il video. Un SMS che avvisa la sospensione della fornitura d'acqua. È il nuovo servizio attivato da Piave Servizi. Si chiama Acqua Alert e permette ai cittadini di essere informati in caso di interventi di manutenzione programmati o di emergenze. È gratuito, è semplice da utilizzare e è estremamente sicuro perché i dati personali non verranno sicuramente divulgati. Come mai avete pensato di attivare questo servizio? Devo dire che ci pensavamo già da tempo. Mi è venuta l'idea di attivare questo servizio perché spesso i cittadini non riuscivano a essere informati con i normali canali di divulgazione di queste informazioni di carattere di utilità. Mi spiego, di solito si mettevano fuori dei manifestini oppure attraverso i social media o attraverso i siti si divulgavano queste indicazioni. Bene, adesso possiamo raggiungere direttamente sullo smartphone, sul telefonino, ogni singolo utente. La maggior parte delle condotte è datata e necessita di manutenzioni costanti che talvolta prevedono la chiusura dell'acqua. Ecco che agli iscritti ad Acqua Alert arriverà un SMS, servizio particolarmente utile anche in caso di criticità improvvise. In questo modo i cittadini vengono a conoscenza dell'interruzione del servizio, della durata stimata di questo intervento e possono prendere le loro decisioni in modo consapevole. Non è l'unica modalità con cui Piave Servizi è vicina al territorio e ai cittadini. No, Acqua Alert si aggiunge agli altri canali di comunicazione già attivi, vi ricordo la pagina Facebook, la pagina Instagram, il nostro sito istituzionale. Piave Servizi vuole essere vicina ai cittadini e vuole rispondere al meglio alle loro esigenze perché ci sentiamo comunque responsabili verso la comunità e verso loro stessi. Attivare il servizio di Acqua Alert è semplicissimo, basta entrare nell'apposito sito di Piave Servizi, compilare i campi richiesti nell'apposita finestra di Acqua Alert. A questo punto poi il servizio verrà attivato direttamente tramite un SMS di conferma. Il messaggio di Acqua Alert può arrivare nel caso in cui ci siano interruzioni urgenti della linea oppure nel caso in cui ci siano interventi programmati. Piave Servizi con l'attivazione di questo strumento è ancor di più al fianco degli utenti. Noi crediamo molto nell'investimento nelle infrastrutture, prova ne sia che ogni anno caliamo sul territorio 20 milioni di euro in nuovi acquedotti, fognature e impianti di depurazione, ma non solo investimenti di carattere infrastrutturale, anche investimenti tecnologici. Avete sentito anche a casa, avete visto l'importanza di conoscere, di sapere l'informazione utilissima. Prego, architetto. Questo è un servizio del quale ne andiamo particolarmente orgogliosi. Riusciamo a informare tempestivamente tutti i nostri cittadini e quindi a migliorare la qualità del servizio anche quando dobbiamo interromperlo oppure la fornitura non ha l'ordinarietà. Credo sia una dimostrazione di come la tecnologia, i telefonini e la rete, che magari spesso viene denigrata, se tutte queste risorse vengono utilizzate per una buona funzione, possono essere veramente un valore aggiunto. Quindi l'appello che faccio ai nostri 340.000 cittadini serviti è quello di entrare nel sito di Piave Servizi, di iscriversi indicando il numero del proprio telefonino e la via, il comune e la via di riferimento o le vie di riferimento. È veramente un servizio semplice ma anche utile. Spesso sentivo delle signore, dei cittadini che comunque mi dicevano ma si è interrotto il servizio per un'ora, non sapevo niente, io non ho Facebook, non riesco a mettermi in contatto con nessuno. Ecco, questa è la risposta pratica
ad un problema, che ci ponevano. È qualcosa di veramente innovativo. Era un obiettivo che mi ero posto, che ci eravamo posti, quello di essere veramente ancora di più al fianco dei nostri cittadini, e sono particolarmente fiero di poterlo presentare. Allora io ringrazio tantissimo il dottor Davide Vignotto, assegnista di ricerca all'Università di Trento. Grazie dottor Vignotto e complimenti per quello che ci ha detto e soprattutto per essere positivi. Ecco, i nostri giovani meravigliosi sono positivi. Saluto l'architetto Alessandro Bonnet, presidente Piave Servizi. Grazie anche a lei, presidente, di essere stato con noi. Grazie. Pubblicità. Allora, abbiamo parlato di gita inclusiva, che abbiamo visto le foto, Leone d'Oro a San Marco, siamo stati premiati dall'amministrazione comunale. Adesso parleremo di Villa Margherita inclusiva, dopo la gita, con un ospite, un pittore. E ve lo presento subito, è Francesco Calia Dipinto, artista contemporaneo, medico al San Camillo, chirurgo, poi daremo un accenno anche a questo, che assieme a Emanuela Gianetti stanno partecipando a questa
mostra veramente importante perché è una mostra contemporanea, ecco, di artisti contemporanei, che veramente ha avuto un successo incredibile quando è stata presentata. Saluto anche un altro ospite che è Giancarlo Poloni, presidente Associazione Grecale, collegato con noi. Eccolo qua, grazie Poloni di essere qui. Abbiamo assieme anche Gioacchino Merlo e Maria Grazia Morocutti. Grazie anche a voi di essere presenti. Io non lo sapevo che voi vi conoscevate, no, io e la Mirella è una roba unica. Vi ho messo assieme senza pensare e senza sapere che eravate amici, una cosa molto importante. Ciao Giancarlo, ciao a tutti. Allora, ciao. dottor Di È stato Pinto. un piacere rivederti. Grazie. Allora, dottor Francesco Calia Di Pinto, perché questa mostra e questa passione? Lei chirurgo al San Camillo che però ha la passione della pittura. Prego. Allora, intanto diciamo come nasce la passione per la pittura. Nasce da quando ero ragazzino. In realtà io ricordo ancora, un ricordo nitido, perfetto. Mio nonno materno era un pittore e io mi ricordo ancora che avevo circa 10 anni, sono entrato a casa di mio nonno e ho visto questa figura di fronte alla finestra aperta con un cavalletto e un quadro davanti e la cosa particolarissima è stato l'odore della pasta dei colori ad olio che mi è entrata nel naso ma mi è entrato nell'animo probabilmente. E tutto questo io probabilmente l'ho lasciato nel mio inconscio fino a circa 10 anni fa, quando qualcosa si è mosso nuovamente e quindi ho deciso di prendere di nuovo in mano questa mia passione, questa mia voglia di esternare le sensazioni e le emozioni che comunque vivono e si muovono dentro di noi. Allora, una cosa che però è un po' particolare è che abbiamo due pittori, due colleghi, due amici che hanno deciso di esporre contemporaneamente. Salutiamo anche Emanuela Gianetti, che è la collega che partecipa alla mostra assieme al dottor Calia Di Pinto con i suoi quadri. Ecco, questo connubio in due non è sempre facile, di solito si vede prima uno poi l'altro, voi invece avete deciso di stare assieme, di proporvi assieme ed è una bella cosa a mio avviso perché è una squadra che anche poi sentiremo anche Grecale sta mettendo in piedi Giancarlo Poloni con questa associazione Grecale. Prego, dottore. Allora, sì, devo dire, non è facile spesso unirsi con altri artisti, ma perché ogni artista ha la propria identità, ha il proprio modo di sentire, ha il proprio modo di svelarsi, perché in realtà quando ci si fa una mostra, in realtà è una maniera per svelare se stessi e svelare ciò che si ha dentro. Con l'Emanuela avevamo già avuto diciamo così, un precedente, una mostra che abbiamo già fatto a Treviso questo settembre e abbiamo scoperto là di avere delle affinità. Sono due modi di dipingere completamente diversi, ma sicuramente quello che muove per entrambi è questa grande entusiasmo, questa grande voglia di dimostrare ciò che si ha dentro e questa grande voglia di comunicare, perché in realtà l'arte è comunicazione, da sempre. Certo. Sentiamo anche come commenta Giancarlo Poloni, presidente dell'associazione Grecale. Prego, anche voi una squadra, prego. È una squadra sì, anzi grazie Mirella di averci invitati per la seconda volta a Rete Veneta. Come ha detto bene Francesco, è una squadra, cioè fare un'associazione con più artisti diventa anche difficile mettersi in gioco veramente, perché con tecniche, colori, sculture, tante cose insieme non è facile. La nostra associazione è partita ancora nel lontano 2011, qui da Volpago, eravamo in 2 o 3 artisti e abbiamo pensato così di creare questo gruppo che adesso ha un attivo di circa una quarantina di artisti tra scultori, pittori, chi ama il disegno e poi in correlazione a questo facciamo anche delle attività per i bambini, cioè io premetto dire questo perché l'arte parte proprio dalle mani, infatti ho una locandina qui che è scritto proprio la creatività nasce dalle tue mani, cioè ci sono bambini che amano l'arte e però purtroppo anche nella scuola non hanno la possibilità di manifestarla in modo ampio come in un'associazione. Allora noi diamo questa possibilità ai bambini, ragazzi o chi si ama un po' la pittura, così vuole avvicinarsi a questo mondo dove non sa dove proprio sbattere la testa, diciamo,
in questi termini, e diamo la possibilità di poter lavorare praticamente in gruppo e poter esprimersi con le proprie mani, insomma. Infatti dico, anche domani siamo a una festa di Maroni della Monfenera, di Pederobba, scusate, e là facciamo dei laboratori creativi con l'argilla, con la pittura, con i bambini, e anche il 29 di questo mese siamo attivi in quelle zone là. Dico qualche data giusto per ricordare: dopo l'8 di dicembre saremo anche qua a Volpago in uno splendido evento in collaborazione col gruppo Alpini di Volpago, e trasformeranno la casa degli Alpini in una casa di Babbo Natale, praticamente una casa addobbata di rosso. Lasciamo da parte i cellulari per un giorno, noi grandi, anche i bambini, e ci divertiamo sia con i giochi di una volta che con anche dei murales. Ci hanno preparato dei pannelli e dipingiamo con dei murales, e cerchiamo anche di dare creatività anche con l'argilla per questi ragazzi, questi bambini, insomma, ecco. Allora adesso invece ritorniamo a Villa Margherita Inclusiva, andiamo a vedere proprio l'intervista di Caldato, del consigliere comunale Caldato, che è stato mandato dal sindaco Mario Conte all'inaugurazione della mostra, assieme al dottor Dipinto, Calia Dipinto. Andiamo a sentire. Intanto grazie per essere qui lo chiamo maestro, anche se ci siamo conosciuti in altri momenti per altri motivi, ma devo dire che il dottore è una persona speciale, e questo quadro è quello che mi ha emozionato di più, perché è questa macchia sostanza bianca che rappresenta un cervello di un uomo, di un essere che non finisce mai di lottare per la sopravvivenza, inserito in un contesto di colore meraviglioso, e quindi questa è l'emozione che ho provato di più tra i tanti bei dipinti che ho visti del maestro. Grazie maestro, davvero eccezionale. Grazie al presidente, all'ex presidente e a un'eminenza, specialmente qua a Treviso, devo dire. No, grazie per l'emozione che hai provato. Devo dire che questo è un quadro che un po' mi appartiene sia dal punto di vista emozionale, ma soprattutto per quella che è la mia professione. Questo quadro nasce in maniera astratta, sembra un quadro impulsivo, ma in realtà è un quadro molto generato, costruito, perché io nell'astrazione comunque non riesco a non dare una cornice, a non inquadrare anche l'astrazione. Questo parte da quelle che sono le mie reminiscenze neurologiche, dove nella sostanza bianca sono presenti quelli che noi chiamiamo gli assoni. Sono queste piccole diramazioni che ci permettono di creare delle scosse, degli stimoli che ci permettono poi di eseguire quelle che sono le azioni di tutti i giorni. E il quadro rappresenta un cervello, una parte di un cervello, è quella macchia bianca che si vede sullo sfondo rosso, e che rappresenta un cervello che è mutilato, un cervello che probabilmente è rotto, ma nonostante questo è un cervello che cerca, come lo facciamo noi in natura per lo spirito di sopravvivenza, di riparare e di ripararsi, così come succede anche nei grandi lutti o nelle grandi esperienze negative. Cerchiamo sempre di riprovarci, di ritornare su. E questo quadro rappresenta queste piccole connessioni che nel tempo e piano piano incominciano ad allungarsi e a unirsi fra di loro, fino a creare una vera e propria nuova connessione e una nuova vita, un nuovo stimolo e un nuovo impulso a un futuro, a una speranza migliore. Allora, dottor Calia Dipinto, la passione per la pittura, ma questo medico, questo chirurgo che nel momento dipinge ricorda l'altra passione, la grande passione che è quella del medico e del chirurgo. Prego. Assolutamente sì, no, io sempre ho avuto questa passione, da sempre ho voluto fare il medico, sin da piccolo, quindi è una professione che io amo, cerco di esercitarla nel migliore dei modi, ma più che altro cerco di esercitarla cercando di avere un vero rapporto con il paziente, perché io devo purtroppo testimoniare che si sta rompendo un po' quello che era il vecchio rapporto medico-paziente, che secondo me invece è fondamentale per la fiducia, perché un paziente deve affidarsi, deve essere certo di poter avere una persona che
vuole assolutamente risolvere il problema del paziente e deve essere anche certo il paziente di trovarsi nelle condizioni di trovare il professionista e la struttura che possa fare in modo che tutto questo accada. Diciamo che i tempi ci hanno un po' cambiato non solo questo rapporto, ma hanno cambiato anche il modo di lavorare e questo sicuramente non aiuta. Ma noi siamo fortunati perché nonostante tutto la nostra sanità, la sanità italiana, parlo in generale, è una sanità che secondo me porta lustro a questa nazione. È chiaro che ci sono tantissimi problemi, però nonostante tutto io penso che in Italia e in Veneto in particolare noi possiamo essere orgogliosi della nostra sanità e dei nostri professionisti. Mancano le risorse, manca il personale, manca probabilmente la mentalità, manca forse un po' di lungimiranza da parte di quelli che sono, dico, la politica e gli amministratori in generale. Che si chiama pianificazione. Che si chiama pianificazione. Pianificazione, purtroppo, ecco, quello che non è stato fatto, sapendo benissimo che bastava schiacciare un bottone per capire le esigenze che si avrebbero avuto nel medio e lungo percorso, forse qualcosa si poteva fare. Questo lo dico io, ma abbiamo la fortuna di avere anche questi ragazzi, questi giovani anche ricercatori, come abbiamo sentito prima dal dottor Davide Vignotto, che sono ottimisti. E soprattutto ha detto una cosa importante il dottor Calia Di Pinto, ha detto abbiamo le migliori università. Ecco, la formazione che fanno queste università è una delle migliori al mondo, non siamo secondi a nessuno. Questo fa ben sperare, solo che poi c'è un particolare che lo aggiungo io, che poi questi ricercatori se ne vanno via per altri motivi, come ha spiegato Vignotto, però sentire che non dobbiamo invidiare anche nelle università, non a caso l'università è nata qui in Italia, a Padova, cioè cerchiamo di ricordarlo, cioè non è che dobbiamo copiare da qualcuno, certo. Qui ci sono le menti, i cervelli, la creatività e la genialità. Ecco, come mai in un percorso che avremmo dovuto migliorare, invece con una tecnologia avanzata, perché ormai si parla di medicina artificiale, di intelligenza artificiale, tutto artificiale, ho avuto un'eccellenza che sta cercando di fare il cuore artificiale, però poi ci fermiamo perché la burocrazia, perché la mancanza di personale, perché, e poi ci blocchiamo, liste d'attesa infinite. È vero che la sanità è il numero uno, però abbiamo questi diversamente giovani, come li chiamo io, dottor Calia Di Pinto, che non riescono a capire cosa sta succedendo. Soprattutto manca quello che ha detto lei, l'ascolto, che una volta c'era. Non un numero, ma un ascolto. Prego, dottore. No, beh, questo è una conseguenza del ritmo di lavoro. Un ritmo di lavoro che è troppo alto, ma non solo, perché adesso noi quello che probabilmente non tutti conoscono è che chi fa il medico, chi fa il chirurgo, chi fa questa professione purtroppo non esercita solo la professione di medico, ma noi abbiamo tanti altri compiti da svolgere che non dico che non c'entrino nulla con la nostra professione, ma diciamo che ci fanno occupare impegnare parte del tempo che invece noi potremmo dedicare a quello, come dicevi tu Mirella, ti do del tu, chiedo scusa, all'ascolto. Cioè, io ho delle liste attesa che sono così lunghe in cui devo mettere un maggior numero di persone possibile in quella fascia oraria, e questo comunque limita il rapporto che c'è, limita il tempo della visita, limita il tempo dell'ascolto e limita quel rapporto, quella fiducia che si deve creare e questa soddisfazione che ha il paziente, che poi alla fine si affiderà a te. Questo è indubbio, perché i medici sono, come dicevi, noi abbiamo delle università che, scusate il termine, sfornano dei professionisti veramente di grande livello, ma non solo dal punto di vista della formazione professionale e scientifica, ma anche dal punto di vista umanistico. Cioè noi abbiamo una cultura di base, una cultura umanistica che se lo sognano qualsiasi altro paese del mondo, e questo dobbiamo dire, siamo orgogliosi e siamo fieri. Non abbiamo la possibilità di poter dimostrare quello che abbiamo, quello che siamo e quello che possiamo fare. Bisogna rivedere purtroppo la sanità, bisogna tornare indietro, fare dei calcoli, affidare alle università, ai ricercatori, bisogna fare qualcosa.
Ormai siamo, come dicevi tu, abbiamo delle tecnologie che sono pazzesche, noi riusciamo a fare delle cose che solo fino a, non dico 50 anni fa, io dico 10 anni fa, neanche ci immaginavamo. Possiamo fare delle cose che risolvono tempo, risolvono problemi al paziente e danno, non dico la sicurezza, ma danno la possibilità di avere una guarigione o di avere una risoluzione dei problemi con percentuali altissime. Abbiamo Franco da Spresiano. Ciao Franco. Pronto? Non sento Franco, proviamo a richiamare perché non lo sento, è caduta la linea. Allora, è vero, dottore, la ringrazio di aver detto questo, però è anche vero che io posso avere la miglior struttura, una macchina incredibilmente innovativa, ma se non ho la persona che la adopera, io rimango fermo. Questo è il dramma, il grande dramma, perché noi ci siamo arrivati per migliorare la qualità di vita, ecco, la salute, basta vedere i centenari ormai, ma a un livello, poi noi li intervistiamo, è in 100-106 anni, eppure con una lucidità incredibile. Questo grazie anche alla ricerca, ai farmaci, perché qualcuno si dimentica anche di questo, ma soprattutto anche a questo paese meraviglioso che siamo un museo a cielo aperto. Io l'altro giorno sono andata alla Fenice e poi vedrete le immagini, è stata una cosa incredibile questo teatro, questi teatri meravigliosi che abbiamo, ma un pubblico che ho visto, i turisti diversamente giovani, che la bellezza li aiuta anche a staccare la spina, perché io li vedevo, non erano proprio sanissimi, però nel momento che vedono la bellezza, l'arte, proprio riescono a staccare la spina, il dolore non c'è più, il male non c'è più. Queste fragilità che ho portato, dottore, 200, non si sono lamentati un secondo della strada, gente in carrozzina che voleva alzarsi perché aveva paura di non superare il ponte e arrivare dall'altra parte. Non hanno mai detto sono stanco, sono annoiato, non ce la faccio più, ma perché? Perché erano attorniati dalla bellezza. Ecco, questo riesce a fare la bellezza, perché io dico sempre ciò alle RSA, ai presidenti che ospiti, portiamo questi diversamente giovani nei musei, a visitare le mostre, a teatro, perché è molto importante. Cosa dice Giancarlo Poloni? Sono d'accordo su questo. In Italia abbiamo un patrimonio artistico numero 1, diciamo, al mondo, e non solo queste persone, ma anche diversamente abili, anche tanti ragazzi che magari non hanno la possibilità fisica anche per entrarsi in queste strutture e fanno difficoltà, perché come associazione che noi lavoriamo tanto sul sociale e abbiamo notato anche che qua sulla nostra zona lavoriamo in un'associazione, facciamo del volontariato e ho visto con dei ragazzi che non hanno diversamente abili, e quindi ho notato proprio un grande entusiasmo anche nel colorare, nel dipingere. Quindi secondo me tanti musei in Italia dovrebbero essere proprio aperti ancora di più a questi ragazzi, a queste persone, insomma. Allora il direttore della Fenice, il dottor Andrea Eri, ha detto che la Fenice è aperta 364 giorni all'anno ed è un teatro per tutti. Vogliamo capire che forse la pigrizia, e sì che Venezia ce l'abbiamo fuori di casa, pensiamo persone che fanno chilometri, che prendono 3 aerei per arrivarci e noi non riusciamo a vincere la pigrizia. Guardi Poloni, non lo dico a lei, parlo in generale, magari ci inventiamo chissà cosa senza pensare che a 2 passi abbiamo questo mondo che si apre, che è una meraviglia. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E saluto gli ospiti. Volevo fare i complimenti per i pittori, perché l'arte e la cultura è quella che porta avanti il mondo, e anche per i complimenti perché io ho avuto purtroppo delle magagne, vista l'età, e sono andata in ospedale e devo dire, come ho già detto precedentemente in un'altra trasmissione, che io ho trovato del personale, mi sembrava di essere in famiglia. Bisogna però anche dire una cosa,
quando si va al pronto soccorso che hai un problema che può essere non grave ma anche piuttosto grave, o prendi paura, perché la paura per la salute ti prende l'anima, però bisogna porsi in maniera gentile e educata, perché purtroppo ho visto delle persone che si pongono in maniera arrogante. Allora io credo che i medici, gli infermieri, tutto il personale, anche quello, io ho mia nipote che porta i pasti, che è una responsabilità. E allora bisogna avere quel minimo di gentilezza che dovrebbe fare parte di tutti noi esseri umani. Poi dico anche un'altra cosa, Mirella, è logico che c'è carenza di medici, di infermieri, però molto probabilmente negli anni si è perso quella continuità, perché così, io non sono esperta, però ho visto con i miei occhi certe mancanze, ma purtroppo se è come una fabbrica, se non hai gli operai, come fai a fare dei pezzi? Io vedo mio marito che ha dovuto ridurre gli operai perché non trovano delle specializzazioni. Allora è tutto un mondo che bisogna, come ha detto il dottore che è a fianco a te, bisogna rivedere un po' tutto il meccanismo, e la tecnologia ci aiuta. E devo dire anche un'altra cosa, è un particolare che mi ha riempito il cuore. L'altro giorno ero per strada, io abito in centro a Padova, e un signore mi ha chiamato signora Sandra, io mi sono girata e questo signore io non lo conoscevo, un signore alto e grosso. Io lo guardo e dico, mi scusi, ma mi conosce? Perché può essere, e mi fa, no signora, lei è venuta al pronto soccorso, non sono venuto dietro a lei, però io l'ho vista e sentivo, andate dalla signora Sandra, non chiedevo niente, stavo lì ad aspettare cosa mi dicevano del mio malessere. E devo dire, poi sono andata al centro Gallucci, ho trovato la dottoressa Susanna con M, che è stata gentilissima, di più. Io sono uscita con, che non sono cardiopatica, meno male, però avevo dei problemini e sono uscita più leggera e ho visto il mio futuro, che ogni giorno è cioè il tempo si abbrevia, ecco, diciamo così, il tempo purtroppo si abbrevia, però è anche una cosa normale. Nasciamo, viviamo, moriamo. Beh, andiamo avanti vedere. Sandra, che è sabato, siamo in allegria. Devo tagliare, Sandra, grazie delle riflessioni che hai fatto, ti ringrazio Sandra e fai bene a dirlo. Ecco, sono riflessioni importanti. Allora io adesso andrei a vedere proprio questa intervista al dottor Calia Di Pinto per far capire l'importanza anche della passione, l'importanza di, oltre al lavoro, riuscire a staccare la spina con qualcosa, specialmente a questi chirurghi, tante ore di sala operatoria, tanta concentrazione, e anche l'arte vince, la passione vince. Andiamo a sentire cosa dice il dottore Calia Di Pinto. Siamo qui a Villa Margherita Inclusiva per una mostra d'arte contemporanea insieme alla collega artista Emanuela Giannetti. Ho 61 anni, faccio tutt'altro nella vita, mi occupo di medicina e faccio il chirurgo. Per me questa è una grandissima passione, ma è anche una maniera per esprimere i veri sentimenti, anche quelli più profondi e quelli che non riusciamo a far trapelare nella vita di tutti i giorni. Le mie opere sono opere che bene o male hanno a che fare col mondo, col cosmo femminile. È un mondo diverso da quello che siamo abituati a conoscere, e una delle prerogative dei miei quadri, o di molti dei miei quadri, è quello in cui la figura, il volto delle donne non viene mai tracciato in maniera precisa, perché lo sguardo e il tratto deciso del viso potrebbe falsare la vera emozione che c'è dietro la donna e dietro il suo sentimento. Quindi, secondo la mia filosofia di pittura di questo cosmo femminile, l'emozione
di ogni quadro, di ogni dipinto e di ogni figura femminile deve trapelare dalle luci, dai colori, a delle emozioni che il singolo osservatore può far nascere da se stesso guardando l'opera. In questa stanza per esempio ci sono 2 quadri a cui io tengo molto, uno si chiama Retrograde riflessioni, lo vedremo poi nella parete. È un quadro dove la donna in realtà è posta di spalle ed è ferma. A sinistra c'è uno sfondo scuro che probabilmente rappresenta ciò che è stato, ciò che è di buio e ciò di poco fortunato o di esperienze negative lei ha vissuto nella vita, mentre sul lato opposto, sulla destra, c'è invece un colore che diventa sempre più chiaro, come andare verso una speranza, verso un futuro che potrebbe essere un futuro migliore. Ma lei è ferma perché, nonostante le esperienze passate negative, non sa se abbandonare una strada che conosce per intraprendere un'altra, sicuramente più felice, ma sicuramente non conosciuta, e che le crea molta diciamo così, difficoltà e molta paura. Un altro quadro è il quadro che forse è alle mie spalle, non so se si riesce a intravedere. Ecco, questo, come vedete, il volto è sempre poco rappresentato. A me piace della figura femminile e della donna in generale rappresentare l'eleganza, la sinuosità, che in questa figura si può vedere nell'incedere, quasi come da mannequin. Lo sfondo è uno sfondo che sembra quasi uno sfondo di una spiaggia, quindi un'atmosfera un po' più solare, un po' più mita, un po' più delicata, ma il suo sguardo, comunque, anche se non si può intravedere, è uno sguardo sicuro, è uno sguardo deciso, perché comunque sia nel mare delle sue esperienze negative e positive lei ha trovato finalmente una via per andare avanti, e con questa ferma decisione lei ha incominciato a incamminare verso il suo nuovo cammino. Abbiamo in linea allora Gianfranco da Spresiano. Ciao Gianfranco. Ciao. 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 Volevo sapere come ti facciamo dai nostri servizio. Allora, ho capito Gianfranco che sei una persona che è venuta in gita e hai piacere di sentire l'intervista. Allora Gianfranco, come vi ho detto l'altra sera prima di salutarci, io ho dovuto dividere tutto quanto il viaggio in vari pezzi perché eravamo in tanti, e perciò stai tranquillo che se non riesci a vederla oggi, da lunedì io farò vedere continuamente, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, tutte le interviste, perciò riuscirai a vederti. Vai tranquillo che ce la faremo. Come vi ho promesso, da oggi iniziamo a far vedere questa gita meravigliosa, perché so quanto ci tenete a essere protagonisti, ecco, essere voi i protagonisti. Stai tranquillo Gianfranco che ti vedrai. Grazie della telefonata e un grande abbraccio. Allora, sentire questa telefonata fa capire quello che diceva Giancarlo Poloni, essere vicini alle fragilità, essere vicini a quel mondo molto sconosciuto. Pensate che abbiamo ancora genitori che nascondono questi ragazzi, che non firmano le liberatorie per far vedere invece questo mondo meraviglioso che, come avete visto dalle immagini che abbiamo mandato all'inizio, invece partecipa, è felice, è sorridente. Questa mamma con un ragazzo autistico che ha chiamato ieri mattina e ha detto: per la prima volta siamo stati liberi anche come genitori, sapendo benissimo che nostro figlio era in buone mani ed è tornato sereno, tranquillo. È stata una cosa meravigliosa. Prego Poloni, poi sentiamo ancora il dottor Di Pinto. Quanto detto, perché anche io in prima linea vivo questo nella mia famiglia, quindi so cosa vuol dire questo per un bambino, per un ragazzo che ha delle, diciamo, difficoltà, ma io non le chiamo difficoltà, dico
lo chiamo come quasi come un sistema operativo diverso. Ecco, siamo magari noi diversamente agili, Poloni, per non sbagliare, perché si muovono solo in maniera diversa, perciò per me sono diversamente agili, top. Esatto, e quindi trovo che hanno una sensibilità notevole rispetto a noi. Ma non solo nell'ambito artistico, in tutti i settori, insomma, sono sensibili e vanno anche ascoltati. Come diceva Francesco prima, noi una cosa che pecca a tutti noi l'ascolto, perché dobbiamo imparare ad ascoltare le persone, insomma. Quando anche ieri mi è capitato di incontrare un ragazzo e l'ho lasciato parlare perché mi doveva raccontare la sua storia, e l'ho lasciato mentre dipingevo, perché stavo facendo un lavoro in un paese, e quindi l'ho lasciato che mi raccontasse la sua storia. È stata emozionante, e quindi a me ha arricchito anche veramente sentire, e mi sono sentito anche anche privilegiato nell'ascoltarlo, ecco, tutto là, perché vuol dire che sapere ascoltare è anche una qualità, insomma, un dono. Sì, e loro vogliono questo, vogliono essere ascoltati, perché hanno tanto da dire, da spiegare e forse da insegnare. Siamo noi che dobbiamo ascoltare e imparare da queste persone meravigliose che forse molte volte non riusciamo a guardare con gli occhi giusti. Allora, dottor Calia Di Pinto, questa mostra abbiamo visto che a Villa Margherita è inclusiva. Ecco, cosa vuol dire per lei la parola inclusività? Ecco, questa villa che si apre alle fragilità, ma le fragilità sono tante, non è essere solo diversamente agile, le fragilità mentali che abbiamo tutti noi, che non riusciamo a superare. E dov'è questa mostra? Come funziona? Che qualcuno a casa dice: ma se devo andare a vedere? No, allora, diciamo l'inclusività ma in generale comprende un po' tutte le nostre emozioni, tutto il nostro modo di vivere, e noi siamo tutti uguali da questo punto di vista. Tutti noi abbiamo delle emozioni, tutti noi riusciamo a comunicare, sia che siamo diversamente agili, abili o come vogliamo dirci. Siamo tutte delle persone che hanno di base una grandissima emozione dentro ognuno di noi, ma ognuno di noi ha da dare tantissimo, e anche loro possono dare tantissimo. Siamo noi che, come si diceva, non vogliamo ascoltare, non vogliamo vedere e non vogliamo impegnare il nostro tempo, perché siamo diventati tutti un po' troppo egoisti, e questo purtroppo è la realtà. Quindi dovremmo imparare a capire che bisogna per arricchire se stessi arricchire anche gli altri, e questo si fa anche con l'arte. E così mi ritrovo un attimo il discorso. L'arte è anche questo, come dicevo prima, l'arte è comunicazione, l'arte è un messaggio, l'arte è un messaggio di contemporaneità. Lo è sempre stato, sin dagli esordi, sin dai graffiti, sin da qualsiasi cosa. Noi dimostriamo, noi non facciamo altro che creare un grandissimo rotocalco come le tue trasmissioni, e lo facciamo attraverso la tela, lo facciamo attraverso i colori. È come uno scrittore che scrive libri, oppure un poeta che scrive poesie. Noi scriviamo questi messaggi, noi scriviamo e comunichiamo attraverso le nostre emozioni e le nostre parole, però tradotte in pennellate, tradotte in colori, tradotte in questa trasposizione di queste paste sulle tele. Secondo me questo è una cosa importantissima. È quello che in parte abbiamo cercato di fare io e l'Emanuela Giannetti, in maniera completamente diversa, in maniera molto istintuale, molto irruenta come l'Emanuela, questa grande esplosione di colori e di emozioni, e in qualcosa di forse un po' più legato al mondo femminile, un po' più ponderato, un po' più costruito, perché è la mia natura. Però questo è il messaggio che noi vogliamo dare, ed è giusto che ci si interroghi davanti a un quadro per capire anche che cosa noi riusciamo a capire davanti, quale emozione riusciamo a far venire fuori da noi. La mostra è aperta non tutti i giorni, ma è aperta dal mercoledì pomeriggio, ma prevalentemente il venerdì, il sabato e la domenica. Il venerdì dal pomeriggio dalle 5 e il sabato e la domenica invece anche dalle
dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30. Perciò chi vuole venire a visitare qui la Margherita Inclusiva, questa mostra di Emanuela Gianetti e Francesco Calia Dipinto, può venire perché è una mostra inclusiva a Villa Margherita Inclusiva. Allora adesso andiamo a vedere anche la Grecale, questo video, mostra a scena aperta Grecale Trevignano. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Benvenuti a Scena Aperta, mostra collettiva dell'Associazione Artistica Grecale di Volpago del Montello, un'associazione che proprio in questo 2021 compie 10 anni. Nasce infatti nel 2011 per volontà di 3 amici, Giancarlo Poloni, che è anche presidente dell'associazione, Gioacchino Merlo e Gino Rizzardo, che, accomunati dall'amore e dalla passione per l'arte, arrivano a fondare questa associazione grazie anche al supporto del Comune di Volpago, in particolare dell'Assessorato alla Cultura. Assessorato che sostiene l'associazione in questi 10 anni e che dà loro la possibilità di avere questa splendida sala espositiva dove oggi 16 artisti sono qui ad esporre le loro opere. Un'associazione che ha anche una sede proprio ancora a Volpago del Montello, dove si tengono laboratori, dove si tengono corsi di disegno, di pittura, di scultura e soprattutto si tengono anche laboratori per ragazzi, perché è nella filosofia dell'associazione arrivare ai più piccoli, convinti che un domani questi ragazzi, questi bambini che vengono educati al bello fin dalla più tenera età, un domani potrebbero essere adulti felici di frequentare i luoghi della cultura e soprattutto magari futuri artisti, proprio come gli artisti che oggi sono presenti qui. L'Associazione Artistica Grecale vede un'eterogeneità di stili, di tecniche, proprio come la mostra ci racconterà, perché vi sono all'interno pittori, scultori, incisori. Negli anni l'associazione ha partecipato a diverse mostre, a Villa Rubelli, a San Zenone degli Ezzelini, poco prima della chiusura per il Covid di novembre, e poi a Villa Onigo, a Trevignano, all'Auditorium Mario del Monaco a Catena di Villorba, qui nella sede di Volpago del Montello, e poi a Giavera del Montello, a Ponzano, all'Asolo Golf Club. Un pochino si sono mossi in tutto il territorio e hanno negli anni accolto artisti non solo provenienti da Volpago del Montello, ma da tutti i territori circostanti e comunque ovunque questi artisti arrivino. Allora, adesso io vorrei sentire precedenza anche alle donne, qualche volta sentiamo anche a Maria Grazia Morocuti che è pubblica relazione. Allora Maria Grazia, bellissime, sono cose importanti che bisogna far vedere nel territorio, dobbiamo veramente cercare di uscire perché ci sono cose da vedere, associazioni da conoscere e chissà trovare anche l'artista che c'è in noi che magari non lo sappiamo. Cosa vuoi dire Maria Grazia? Ma io intanto ringrazio di aver avuto questa opportunità per poter esprimere tutto il mio amore per l'arte così anche davanti a voi. Una cosa che mi ha colpito, visto che l'argomento saliente qui della giornata è, oltre che la pittura, proprio il rapporto con le persone e quello che l'arte può fare per le persone, per il loro benessere, per la loro salute. Io recentemente ho avuto a che fare purtroppo con cliniche, ospedali, perché anch'io sono diversamente giovane, diciamo. E una cosa che ho visto che mi ha fatto piacere è l'aumento del rapporto che c'è tra l'arte e diciamo, l'ospedalità. Nelle corsie degli ospedali vedo che c'è un po' la tendenza a esporre, a portare delle opere d'arte
che in qualche maniera possono distrarre, attrarre, comunicare qualcosa ai pazienti, alle persone che ne hanno bisogno, diciamo, di doversi recare per motivi personali così nelle strutture ospedaliere. E anche da parte, diciamo, di pazienti, oltre che dal personale stesso della sanità, c'è questa ricerca di un connubio tra la salute mentale, fisica delle persone e l'espressione artistica. Ha ragione il dottor Di Pinto quando dice che la comunicazione anche visiva così può entrare nel profondo dello spirito delle persone, e la bellezza stessa dell'arte espressa in tante maniere aiuta le persone a trovare in sé la forza di reagire. Io penso che maggiore sarà la presenza dell'arte anche all'interno di queste strutture, maggiore sarà anche l'appoggio e lo stimolo alle persone di trovare dentro di sé la capacità di reagire all'aggressività della malattia, ad aiutarci, diciamo aiutati che Dio ti aiuta, è un mantra, diciamo, che la gente si ripete da secoli, però è vero, uno deve trovare dentro di sé in primis la forza e la capacità di reagire. E trovo che l'arte sia, diciamo, anche quella un mezzo per affiancarsi alla medicina e alla tecnologia, diciamo che oggi per fortuna ha fatto passi da gigante e obiettivamente ci sta aiutando anche a superare i limiti di età che una volta sarebbero stati impossibili. I centenari stanno aumentando, e come purtroppo non stanno aumentando i giovani, ma gli anziani effettivamente stanno aumentando. Ma cerchiamo di coccolare quelli che abbiamo, Maria Grazia. Sentiamo anche Gioacchino Merlo, vicepresidente, ecco, di questo percorso, veramente un percorso educativo molto importante grazie all'arte, alla pittura, alla scultura. Prego. Beh sì, sicuramente noi con i laboratori che facciamo per i nostri bambini o quelli che arrivano nelle varie opportunità che ci danno i vari Guardiamo eventi. intanto le immagini, dico alla regia per cortesia, di Grecale Trevignano. Parli pure, prego. Sì, praticamente qua vediamo se parte, diciamo, questo video, facciamo vedere anche i nostri lavori che facciamo attorno questo è il video di prima. Adesso parli tranquillo, lei parli di quello che sa, prego. Sì, allora il nostro obiettivo primario è anche quello di far conoscere anche i nostri artisti principali, diciamo i nostri soci, collaboratori, amici che ci danno una mano per portare avanti questo gruppo, che ormai siamo arrivati anche a un bel numeretto, perché siamo una quarantina di artisti che ci danno la possibilità di poter organizzare mostre e eventi. Tra poco saremo anche a Cabressa, che è la nuova sede della Biblioteca Comunale di Volpago del Montello, che ci dà la possibilità di poter esporre anche i nostri lavori. Qua a dicembre, dal 2 dicembre saremo là e faremo esporre. Come vedete qua dalle immagini, noi ci diamo anche la volontà, la partecipazione anche a scuole che ci danno la possibilità di poter mostrare il nostro valore, diciamo, artistico, oltre che con delle mostre, anche con l'aiuto di varie associazioni, altre associazioni, eccetera, che ci danno la possibilità di poter esporre e di poter farci conoscere. Allora, adesso passiamo al dottor Calia Di Pinto, soprattutto ecco le emozioni. Lei prima parlava l'emozione dei colori, ma io stavo pensando al suo lavoro, mi è venuto in mente, dottore, come chirurgo, noi l'emozione, la ferita, quando togli la benda, l'emozione è vedere la ferita, se è un ricamo, se è qualcos'altro, il colore della ferita, veramente proviamo delle emozioni, o sbaglio? Anche là, ecco, la passione, anche là si diventa pittori, si dipinge, ecco, voi fate questi ricami perché delle volte veramente vediamo delle cose incredibili, ma adesso pochissimo perché ci sono veramente queste cure alternative, questa chirurgia alternativa. Cosa ci dice? Anche là è una passione, perché
che devi fare bene, devi suturare bene la ferita. Prego, dottore. Sì, sicuramente c'è anche l'aspetto tecnico che è importante. L'emozione è più quello che c'è dentro la ferita, ovviamente, perché quella è la cosa più importante, perché è quello che la ferita in realtà è diciamo così, il risultato visibile di tutto il lavoro che è stato svolto, che però sicuramente ha un suo significato. Le tecniche di oggi ci permettono di renderle sempre più piccole, quindi meno evidente, e quindi di rendere anche meno evidente il trauma che ogni paziente porta con sé. Quindi si spera che una ferita più piccola diventi anche un trauma psicologico minore. Ecco, mettiamolo in questo senso, mi piacerebbe che questo succedesse. Ecco, cosa vuole dire, dottor Calia Di Pinto, in merito proprio a questa sua passione? Prego. Sì. Allora, devo dire che ecco, Poloni e l'Associazione Grecale mi fa venire in mente che comunque anch'io faccio parte e ho l'onore di presiedere una piccola sezione di pittura nell'ambito che si chiama la sezione dei pennelli divini. Avete sentito? Scopriamo cose nuove del dottor Di Pinto Calia. Esatto, nell'ambito di un'associazione maggiore che si chiama Artificio Ligneo di Ponzano. Anche noi siamo nati nel 2019, quindi da poco rispetto ad altre associazioni, però vantiamo già di circa 25, chiamiamoli così, appassionati d'arte, pittori, e anche noi cerchiamo di muoverci nel territorio per far conoscere, per comunicare, per far conoscere l'arte. Mi piacerebbe, già ne parlavo con Poloni tempo fa, che non ci fosse questo campanilismo, cioè che ogni associazione, che ogni comune non facesse qualcosa a sé. Io vedo anche te che sei presidente di una bellissima associazione, Veneti Schiacciati dalla Crisi. Ho visto che tu, come hai mostrato, hai dentro di te questo messaggio sociale, hai dentro di te questa passione per portare avanti quelli che sono alcuni problemi che molti di noi vogliono nascondere e non vogliono far conoscere, ma che esistono e non sono dei problemi, sono solamente delle situazioni diverse dal solito. Ed è giusto che con tutti i vari mezzi, la comunicazione dell'arte, la comunicazione televisiva, radiofonica, eccetera, faccia emergere tutto questo, perché è anche per noi deve essere un onore riuscire a fare qualcosa per noi stessi e per gli altri che ci sono vicini. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo Gianfranco e tanti ragazzi che vogliono vedersi, adesso tocca vedere Gita Inclusiva consegna spilla Onoreficenza Fenice, perché ci hanno premiato. Avete visto la spilla che prima è stata mandata in onda, che ho appesa qui sul giubbino. Andiamo a vedere questa premiazione, così vediamo anche questa meraviglia che è il Teatro La Fenice. Ora Mirella, da adesso sei una della Fenice. Wow! Numero uno! Aspetta, Bifami numero uno. Che forte! Hai capito? Number one. Spilla che ho, number one. Posso? Ecco qua. Wow, Daniela! Aspetta che te la metto. Daniela! Guarda. Posso? Che emozione. Guarda che... Aspetta Daniela, che... Eccola. Grazie. Caro, ma quanto bene ti vuole la Mirella. Sì. Ecco, queste sono le emozioni che diceva il dottor Calia Di Pinto, che noi abbiamo vissuto in questo momento, di questo grande direttore generale delle Fenice, che ha capito cosa vuol dire stare vicino alle fragilità che hanno tanto sofferto. Noi non immaginiamo i traumi che hanno queste fragilità, eppure questo sorriso, questo grazie, non gliel'ha detto qualcuno. Lui ha detto grazie perché ha capito che il momento era importante. Ecco, stare vicino alle fragilità come fa Giancarlo Polloni con questa associazione grecale. Prego, dottore. Sì, io trovo che sia... posso dire una cosa? Io
dico che lui ha detto grazie, ma è incredibile questo. Noi dobbiamo ringraziare lui perché, cioè, guardando quel video, io penso che ognuno di noi ha avuto un'emozione fortissima, cioè noi dobbiamo ringraziare chi come lui riesce a darci questa emozione, e io spero che l'arte, che le associazioni artistiche e culturali in generale possano dare degli esempi come questo, possano dare emozione. Questo è il nostro impegno, questo è quello che noi dovremo fare. Allora sentiamo anche cosa dice Poloni. Poloni ha visto l'emozione, noi ci siamo emozionati e il direttore generale, tutto il suo staff era emozionatissimo. Pensate che poi vedrete lunedì, perché non ce la faccio questa mattina, ma li ha fatti entrare nel palco reale questa coppia di fidanzati e li ha premiati nel palco reale, li ha fatti scendere per la scala reale dove scendeva il re. E lui continuava a dire grazie, grazie, con una dolcezza, con una delicatezza. Guardate, prego Poloni, cosa vuole dire? Con le fragilità, dobbiamo unire le fragilità, non guardare il campanile che porta avanti la fragilità. Prego. Non nascondo l'emozione, personalmente mi è caduta una lacrima anche a me vedendo queste immagini veramente commoventi che parlano da sole, non servono commenti secondo me, perché proprio vedere questi occhi grandi che si illuminano, si sentono importanti in quel momento più di tutti, insomma, ecco, è una cosa bellissima. E mi collego a quanto detto anche con Francesco prima, con i campanellismi non si va da nessuna parte. Secondo me anche la collaborazione tra associazioni è importante, si dice sempre che l'unione fa la forza e quindi è un piacere se in futuro si potrebbe collaborare insieme a fare qualcosa, un scambio anche di sede culturale, qualcosa del genere, o delle attività insieme. È una cosa, noi siamo... Poloni lo sa che io sono porte aperte, lo sa benissimo, perché lei in primavera verrà proprio anche lei a Villa Margherita inclusiva. E io sono sempre molto aperta, sa, forse le associazioni, non la sua, ma molte altre dovrebbero capire veramente di smettere con i campanili, di fare proprio squadra, perché poi facciamo del male a queste persone che abbiamo visto. Sono a loro, non a noi, sono a loro che facciamo del male e invece dobbiamo aiutarli. Avete visto Riccardo, io vorrei che il regista rimandasse le immagini in quel momento della spilla, la concentrazione che aveva del momento di vivere quel momento, era proprio concentrato al massimo, lui sapeva che stava mettendo la spilla, ma era un momento particolare. Attenzione, guardate Riccardo, quando il direttore generale mette la spilla a Riccardo, questa sono io, sono sempre in mezzo, adesso arriva anche la spilla, eccolo qua, adesso tocca a lei, guardate, perché bisogna rivedere queste immagini, guardate, sono immagini importanti, voi non le vedete spesso, queste premiazioni non ci sono. Le volte dico, ma chi è che premiano? Io lo so, premiano delle persone, non sai neanche cosa hanno fatto, cosa hanno detto, eppure sti premi, questi sono premi importanti, che se lo meritano. Guardate l'emozione, guardatela a casa, guardate cosa stiamo facendo tutti assieme. Ecco, guardate Riccardo, il momento che è immobile, guardatelo. Una persona fantastica, di una gentilezza, di un'educazione incredibile. Guardate Riccardo, eccolo là, grazie, guardate. Ecco, io penso che sono immagini che ho chiuso questa seconda parte della puntata proprio di una Villa Margherita inclusiva, di associazioni inclusive che fanno ben sperare. Come ci saluta, dottor Calia Di Pinto? Niente, io vi saluto intanto ringraziando per l'opportunità che hai dato a noi di poter dire che l'arte c'è, continua e deve nel territorio essere sempre più presente. Basta, io penso che questo sia il messaggio che noi dobbiamo dare, per cui vi aspettiamo anche in Villa Margherita inclusiva. Grazie. Poloni come ci saluta assieme ai suoi colleghi? Io condivido le parole quanto dette da Francesco, e l'arte salverà il mondo, dicono tutti, è così. Secondo me, vedendo anche queste ultime immagini, parlano da sole, e quindi noi vi aspettiamo anche qua a Volpago per il 2 di dicembre presso Cabressa, e verrò anche
trovare anche Francesco alla mostra. Penso sicuramente grazie. di riuscire. Salutiamo allora Giancarlo Coloni, Presidente Associazione Grecale, Gioacchino Merlo, Vicepresidente, Maria Grazia Morocutti, Pubbliche Relazioni. Grazie anche al Dottor Francesco Calia Di Pinto, grazie, pubblicità. Grazie a tutti. Cosa stai dipingendo, Giorgio? Non lo so. Quello che salterà fuori, ma i colori che hai scelto quali sono? Rosso e blu? No, rosso, giallo e argento. Rosso, giallo e argento. Come mai hai scelto questi 3 colori? Perché voglio fare un arco, no, un tramonto. Ah, vuole fare un tramonto. E allora l'argento è giusto per il tramonto secondo te, Giorgio? Sì, perché crea quella atmosfera di tramontare. Complimenti, allora, complimenti. Sentiamo anche questo ragazzo. Come ti chiami? Nicola. E tu che colore hai scelto? L'argento e l'oro. L'argento e l'oro hai scelto. E che disegno farai con l'argento e l'oro? Non lo so. Non lo sai, però qualcosa uscirà, vero, da questo pennello? Sì. Ti è piaciuta la giornata di oggi? Ti sei divertito? Sì. Quante discipline hai provato? 1, 2, 3? 3. Complimenti allora, giovanotto. Alla prossima, sai. Come vedete i bimbi si divertono, i genitori anche, adesso li inquadriamo, guardateli. Una sta scappando ma io la conosco, eccola là. Vieni mamma, vieni qua mamma, vieni dalla Mirella. Allora mamma, cosa vuoi dire di questa giornata, di queste iniziative? Che è una bellissima iniziativa e che aiuta tutti i bambini con alguna problematica a essere integrato con altri bambini. Tutti uguali, tutti per divertirsi? Tutti per divertirsi. Grazie, bellissima giornata e grazie anche a voi. Allora chiudiamo con un saluto, quale saluto chiudiamo? Ringrazio tutte le persone che sono venute a trovarmi, ma soprattutto ringrazio te perché sei una persona speciale. Quello che fai. Grazie, la squadra è speciale. Grazie, alla prossima edizione di Sport Senza Barriere. E dalla gita inclusiva a Sport Senza Barriere all'Ippodromo di Treviso, perché? Perché qui c'è il sindaco Presti, il nostro amico Domenico Presti, sindaco di Arcade, che anche lui ha creduto subito nell'iniziativa, è stato uno dei sindaci, dei 20 sindaci che hanno dato il patrocinio a dire partiamo, ce la facciamo. Grazie sindaco di essere qui con noi. Saluto anche da Viterbo il professor Massimo Cicozzi, ordinario di epidemiologia e statistica medica. Buongiorno professor Cicozzi, grazie anche a lei di essere qui con noi. Allora io inizierei proprio, visto che abbiamo visto questo filmato, poi sentiremo anche i commenti del professor Cicozzi, l'importanza di stare vicino alle fragilità. Ho iniziato la mattinata con questa gita inclusiva, con Sport Senza Barriere, si parla molto di dolci, poco di sport. È arrivato anche ieri sera un messaggio a Focus, lei sindaco invece è stato uno dei promotori delle iniziative della Mirella, mi è sempre stato vicino, mi ha dato la possibilità di avere anche dei prodotti meravigliosi veramente da un ente importante, ecco, vicino a chi fa del bene e soprattutto ad aiutare il prossimo in difficoltà. Prego sindaco. Buongiorno Mirella, buongiorno ai telespettatori e anche al professore che è in linea con noi. Intanto io devo dire grazie a Mirella che mi ha coinvolto in questo progetto meraviglioso. Quando l'ho sentita subito ho detto io ci sono, e è stata un'esperienza, io ho avuto appunto la presenza comunque costante di alcuni miei assessori. Mi ha detto che è stata una giornata meravigliosa. Come non si può non partecipare e non diciamo, essere parte attiva di eventi che riguardano l'inclusività e di persone diciamo, meno fortunate rispetto comunque magari a noi, no?
e magari a queste famiglie, cioè far sentire il calore. Quello che oggi, Mirella, manca è proprio il calore umano, cioè di stare vicino al prossimo, alle persone, perché si fa tanto parlare, ma poi nei fatti chi fa realmente qualcosa, come Mirella, sono pochi. Mirella ormai è diventato comunque un faro per noi, per il territorio, perché è vero comunque che io ho partecipato, ma se Mirella non avesse piantato il seme, non è che la pianta cresceva e si sviluppava rigogliosa così come sta avvenendo. Cioè quest'anno non è la prima edizione, non sarà sicuramente comunque neanche l'ultima, ma ha avuto un eco e una partecipazione straordinaria. Io mi auguro appunto che sempre di più negli anni a venire ci sia sempre più coinvolgimento. Poi è un messaggio che abbiamo anche mandato insieme a Mirella, no? Cioè di dire lo sport, ma è anche un modo anche per fare una giornata per stare insieme, per conoscersi, per sorridere, per stare... Cioè il tiramisù, giustamente, scusate, ma il tiramisù ha stufato. Cioè ci sono anche realtà e problemi completamente diversi sul territorio che meritano anche un faro. So che certa stampa non ha dato il giusto risalto che l'evento di Sport Senza Barriere meritava, e che mi auguro che in futuro correggano questa stortura, che è una stortura informativa di rispetto comunque dell'opinione pubblica, ma che forse lascia intravedere comunque che c'è qualcosa magari che va. Io mi dispiace dirlo, ma io dico quello che penso, no? Cioè qualcuno magari dà fastidio. Oggi una signora mi ha detto che ieri sera te parla bene ieri sera, no, a televisione. Sì, ma io dico guarda che io dico quello che penso, e ahimè molte volte dire il proprio pensiero ed è quello che pensa poi la gran parte di noi, e questo ecco dà fastidio a certa politica e anche a certe informazioni, Mirella. Ecco, questo, quindi io dico ancora complimenti e brava Mirella, e continuiamo su questa strada. Allora adesso io vorrei vedere proprio le immagini, navigazione verso Venezia più il pranzo, perché vorrei commentare questo servizio proprio col professor Massimo Ciccozzi. Perché professore? Perché tutti assieme con le fragilità, vicini, però dobbiamo sempre stare con le orecchie tese, stare attenti all'igiene. Ecco, cosa ci dice? Cosa è che la preoccupa e cosa non la preoccupa, professor Ciccozzi, dopo questo percorso molto terribile che è stata la pandemia, specialmente per queste fragilità che però grazie a voi abbiamo potuto dare loro il sorriso, ritornare a sorridere, a stare assieme, a toccarci, perché loro il contatto umano è fondamentale, professore. Ecco, loro vogliono essere toccati, sentire proprio questo tatto. Prego, professore. Buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto, e un buongiorno anche al sindaco che ha detto parole stupende. È vero, siamo stati circa 2 anni senza avere questo tipo di contatto materiale, chiamiamolo così, però dovevamo farlo, eravamo in condizioni insomma un pochino particolari. Ora le cose sono cambiate, la vaccinazione ha fatto il suo lavoro e ha portato il virus, no, ad essere sempre più adattato all'uomo e quindi meno pericoloso, perché più si adatta e meno diventa pericoloso, e quindi possiamo ricominciare un pochino di più a respirare, specialmente per le persone che hanno questo tipo di fragilità. Queste sono persone che necessitano, come ha detto lei, di un contatto vero, umano, di sentirsi proprio mano nella mano. Diciamo che tutto quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo subito in 2 anni, non parlo di 3 anni, ma parlo di 2 anni, 2020-2021 sono stati gli anni più particolari, poi è arrivata Omicron e grazie al cielo abbiamo iniziato a vedere un'endemizzazione, un adattamento di questo virus all'uomo. Però non dimentichiamo tutto quello che abbiamo fatto anche con le vaccinazioni. Io so che le persone sono un po' stanche di sentir parlare di vaccini, lo capisco, lo sarei anch'io. Forse sono stati, come dire, mal pubblicizzati, tra virgolette, anche da persone competenti. Diciamo che le persone in parte non si fidano, in parte sono stanche di sentir parlare di questo. Però ci sono dei vaccini essenziali, questo lo sappiamo, e le persone fragili
e le persone anziane debbono poterlo fare per poter star tranquille che nel caso in cui si contagiano non succede nulla più di tanto. Ecco, insomma, questo va detto, è importante dirlo. Poi, vabbè, l'igiene, come diceva prima lei, insomma, lavarsi le mani, non dico portare la mascherina, perché in raduni di questo genere no, via, insomma, non possiamo fare una cosa di questo. Però se uno magari viaggia in metropolitana, dove sono molto affollato, in un treno molto affollato, vabbè, insomma, la mascherina può anche ammettere, non fa male e non danneggia nessuno. Poi quando esce, scende, se la toglie, come io faccio spesso così. Però questo per evitare, guardate, non è proprio esclusivamente per il Covid, noi l'abbiamo imparata a portare per il Covid, ma in realtà ci ha liberato dall'influenza. Noi per 3 anni non abbiamo visto l'influenza, ci ha liberato dai sinciziali respiratori, da tanti virus respiratori anche importanti che possono danneggiare e far male alle persone fragili, e quindi, ma perché una persona che ha una fragilità se lo deve prendere per poi dover star male, dover stare in uno stato che per una settimana, 10 giorni non deve vedere le altre persone. Insomma, se si possono evitare con dei piccoli accorgimenti, con del buonsenso, ma io lo farei, ecco, non toglierei questa abitudine. Però, torno a ripetere, non sempre con il buon... A me, non so, c'erano dei buontemponi che dicevano riapriranno le scuole, succederà un casino, una tragedia, allora le mascherine agli alunni. Ma scherziamo? Ma quali mascherine agli alunni? Ma insomma, veramente, che facciamo? Torniamo a 2 anni fa? No, sappiamo quello che è il Covid, sappiamo quello che è l'influenza, adesso si parla addirittura di raffreddore lungo, se avete visto le ultime storie, le ultime notizie. Vabbè, insomma, non so perché faccia notizia un raffreddore lungo, forse perché per 2 settimane c'è il naso tappato e vabbè, te lo stappi, fai lavaggi con acqua e sale al naso e la mattina ti soffi il naso prepotentemente e te lo stappi, insomma, non la vedo una cosa così, però vabbè, esiste anche questo, e questo l'hanno fatto, penso, un lavoro, non mi ricordo se americano o inglese, credo inglese, perché ogni tanto sono gli inglesi che sbarellano, come si dice a Roma, e ogni tanto gli americani, no? L'abbiamo visto con l'ultima variante HV.1, non a caso è stata chiamata HV1, vi ricordate? Io sono un po' malizioso su questo. Sì. Bravo, allora, professore, sono onorata di averla ospite, sono onorata di quello che stiamo sentendo, ecco, questo buon senso col quale sta parlando il professor Cicozzi, sindaco Presti, ecco, di non metter paura ma di stare alle regole del gioco, perché devi stare a certe regole, non puoi infischiartene, perché se siamo così liberi è merito di tutte le persone che si sono vaccinate, è merito dell'attenzione che ha avuto la popolazione italiana e non solo per i vaccini, dopo ognuno la vede alla propria maniera, per carità, siamo in democrazia, però giustamente non è che andiamo dal fruttivendolo quando stiamo male o dal macellaio o dal panettiere, andiamo dal medico a curarci, andiamo dal chirurgo a operarci. Non so se qualcuno riesce forse a capire che forse dobbiamo sentire gli addetti ai lavori, ma quelli seri, come ha detto il professor Cicozzi. Cosa dice, sindaco? Il problema secondo me è che c'è stata una massiccia informazione e parimenti una massiccia disinformazione, ma data soprattutto dai contrasti che sono nati all'interno della scienza, perché quello che poi noi abbiamo visto, su cui poi chiaramente comunque ci siamo affidati e diffidati, è quello che i VIP che erano diventati i virologi in televisione ci propinavano un giorno sì un giorno no, e dicendo tutto e contrario di tutto, e quindi hanno generato una paura e un terrore nei confronti della pubblica opinione. Non dimentichiamoci che ancora oggi gente è convinta che molta gente sta morendo a causa dei vaccini. Questo comunque, a mio avviso, non so se sia
scientificamente provato. C'è sicuramente comunque gente che purtroppo comunque per cause diverse muore, ma io non so, insomma, patologie comunque magari pregresse, c'è gente che comunque sembra apparentemente sana ma purtroppo muore, magari non è la conoscenza, anche gente che fa sport, che aveva una patologia dormiente di cui non ne sapeva l'esistenza. Quindi secondo me il fatto di fare terrorismo anche sui vaccini, i vaccini hanno debellato decine di malattie che nel nostro paese insomma sono ormai un lontano ricordo, no? Quindi abbiamo visto l'altro giorno c'è un caso di morbillo oggi ci si vaccina sin da piccoli, no? C'erano dei vaccini che noi abbiamo fatto da piccoli e per fortuna, perché se no non oso pensare insomma quello che sarebbe accaduto, come vediamo ancora in alcuni paesi del terzo mondo i vaccini mancano. Io onestamente mi sono vaccinato, ho fatto 3 dosi di vaccino, insomma grazie a Dio insomma sto bene, non ho problemi, però voglio dire abbiamo demonizzato per certi aspetti il vaccino, ma sicuramente la causa comunque anche della disinformazione comunque è dovuta anche a gente che ha parlato secondo me comunque a sproposito. Abbiamo Nadia, ciao Nadia. I tuoi ospiti. Niente, volevo dire, va bene le informazioni che ci hanno dato, però ci dovevano dare anche la verità, parlare sinceramente e non tanti, perché ognuno diceva la sua. Doveva essere una persona che parlasse per tutto, perché qua la verità non so se me l'hanno detta giusta. Vi ringrazio infinitamente, grazie, buongiorno e buona domenica. Grazie Nadia. Prego professor Cicozzi, come commenta le parole del sindaco Domenico Presti e della telefonata della Nadia? Ma non è difficile commentare le parole del sindaco Presti, ha ragione su tutti i fronti, quindi è facilissimo, anzi con me sfonda una porta aperta. Io ho sempre detto che noi dovevamo scientificamente discutere tra di noi in un convegno ed uscire con una parola sola, una parola unica. Però poi purtroppo televisione e giornali hanno creato delle star, hanno creato delle persone che oggi, insomma ne abbiamo tanti esempi, fanno più audience personali che scienza. Noi, le posso dire onestamente, noi siamo rimasti sempre sulla stessa linea. Potete vederlo da tutte le interviste che ho fatto, insomma noi come gruppo abbiamo pubblicato 120 lavori scientifici sul Covid, lo abbiamo studiato in tutte le salse, l'ultimo lo stiamo scrivendo adesso sulla famosa variante HIV che qualche burlone ha ben pensato di chiamarla in questo modo e quindi abbiamo anche questa visto che non ci dà pensiero più di tanto. Sulla vaccinazione è vero, non ci sono studi scientifici provati che possa danneggiare a lungo termine. Poi quale lungo termine? Se vogliamo capirci qualcosa di estremamente importante dobbiamo aspettare almeno 20-30 anni, chi lo sa, ma non succederà nulla. Ma pensate al vaccino, l'antipolio, quante vite ha salvato? Quante vite ha salvato il vaccino contro la polio, il morbillo, che anche ultimamente la Beatrice Lorenzin lo rese obbligatorio perché eravamo veramente con persone e gente che moriva. Ma insomma, ma guardate il tetano, l'antitetanica, l'antidifterica, il vaccino per l'epatite B, il vaccino per il poliomavirus, l'HPV sta facendo tumori della cervice uterina in grossa quantità per persone che purtroppo non si sono vaccinate perché il vaccino non era disponibile quando erano più piccoli. Insomma, ci sono delle garanzie. Se un vaccino ha un effetto collaterale importante, avviene nelle 24-48 ore, lo sappiamo tutti. Abbiamo purtroppo anche in alcuni casi visto che era accaduto, ma questo perché? Perché c'erano delle patologie concomitanti che la persona che andava a fare il vaccino non l'ha detto al medico. Quindi insomma anche il medico il medico vaccinatore non ha questa responsabilità. E è vero, eravamo in una sorta di tsunami, di guerra, quindi si andava a vaccinare senza stare a pensare, però insomma quello che è successo nelle 24 ore.
cioè degli shock anafilattici, ma che succedono con un qualunque vaccino. Ma insomma, allora io dico una cosa, tutte le persone che vanno nei paesi tropicali, che si fanno il vaccino per l'epatite A, che poi li protegge per qualche mese, 2, 3, 4 mesi, se si fanno il vaccino, si portano il malarone come antimalarico, ma allora che fanno? Non lo fanno, perché poi se gli succede qualcosa, quindi se lo fanno, adesso perché hanno demonizzato questo di vaccino? Demonizziamoli tutti. Io dico soltanto una cosa, che il vaccino va fatto a chi necessita. Ora, se noi vogliamo fare una campagna anti-influenzale, una campagna anti-Covid, sappiamo a chi necessita, le persone fragili e le persone anziane. Quelle sono le persone che noi dobbiamo proteggere, in ogni caso, in ogni modo. Quindi il target è quello. Poi, libera scelta, io sono per il libero arbitrio assolutamente, io non ho mai detto vaccinatevi altrimenti come fanno tante persone, no, io vi dico scientificamente se ti vaccini succede questo, se non ti vaccini succede quest'altro, poi sta alla persona insomma nella sua sensibilità, nell'accettare o meno il consiglio del medico di famiglia, il consiglio di chi come noi, torno a ripetere, sono 3 anni che studiamo solo il Covid e ne abbiamo anche un po' la nausea, tant'è che a tutti quelli del mio gruppo ho detto andiamo sulle malattie tropicali perché adesso c'è la dengue, West Nile, con il clima che cambia, no? Facciamo qualche altra cosa, basta con il Covid, però le varianti esistono e purtroppo, e qui anche una disinformazione giornalistica, lo devo dire in parte, che fa comodo, no? Arriva la variante, adesso questa chissà che farà una strage. No, non fa niente, e ve lo posso garantire che non fa niente, perché da Omicron, che è 1 anno e mezzo circa che nasce, io non ho visto nessuna variante che ci ha fatto del male, anzi si è sempre di più attenuato il virus adattandosi a noi. Poi è ovvio, i sintomi li sappiamo, no? Sono simili influenzali, uno può avere una febbricola come un 38 di febbre, tutto si risolve nei 3-4 giorni. Come, guardate, caso strano, come l'influenza. Quindi io insomma mi ricordo che lo dissi appena arrivata Omicron, ero contento, forse ero l'unico contento, ma avranno preso per matto all'epoca, però ho capito che era l'inizio dell'adattamento del virus all'uomo finalmente. C'era stata questa costrizione, no? Questa pressione del vaccino, questa pressione dell'infezione naturale per chi se l'era preso il Covid naturalmente, ma insomma ero contento, mi avevano preso per matto, ma hanno anche fatto delle parodie in televisione. Crozza, mi ricordo, fece una parodia proprio su questo e insomma io ero contento perché se mi fa una parodia Crozza significa che c'ho ragione. Allora ecco come è andata la storia. Vede, professor Cicozzi, però bisogna anche aprire una parentesi. L'opinione pubblica che non è informata, che non legge abbastanza, che non sa leggere e capire le persone alle quali deve credere, quando sente dei medici che dicono non vaccinarti, magari un medico di famiglia, magari anche qualche scienziato, magari bisogna capire anche da dove escono certe parole, poi si inizia il fai da te su internet, l'amico dell'amico mi ha detto, sono pochi, professor Cicozzi, sono riusciti a mettere uno contro l'altro, medici contro medici, qualche scienziato contro scienziati, ricercatori contro qualche ricercatore. Capisce che non va bene, come ha detto lei, questa cosa è stata pilotata dalla politica, perché sentir parlare politici di vaccini, di Omicron, faceva rabbrividire. Sapevano tutto, avevano la carta in tasca vincente, loro sapevano cosa dire e come comunicare. Cosa sbagliatissima, perché è successo il finimondo, come ha detto lei. Ci sono sempre stati i contrari ai vaccini, perché non è che scopriamo l'acqua calda, ma con questo vaccino è successo il finimondo. Magari per arrivare alla carriera politica, magari per prendere più voti, magari però sono riusciti, come nelle povertà, professor Cicozzi. Chi è che ne sta pagando le conseguenze? I poveri, i fragili, uno contro l'altro. Questo sono riusciti a fare,
perché hanno il coltello dalla parte del manico. Cosa dice Sindaco? Beh, siamo affetti da un'unicità acuta, no? La stampa in particolar modo e anche certa politica, quindi sicuramente moltissima gente ci ha sguazzato e ci hanno costruito comunque delle carriere che appunto comunque come a livello mediatico, hanno scritto libri, cioè hanno veramente fatto comunque un danno irreversibile all'opinione pubblica. Poi il fatto che noi purtroppo le fake news che girano sui social, perché ormai purtroppo siamo schiavi di questo tipo di strumento, ha fatto comunque anche quello un danno incalcolabile, perché la gente andava lì, si informava e credeva che quello che era scritto su un post fosse il Vangelo, no? In realtà non lo era affatto. Noi, per esempio, io guardavo gli americani che poi ne dicono comunque su molte cose sbagliano, ma su questa cosa hanno fatto bene. L'unica voce che comunicava i dati, eccetera, era Fauci. Era l'unica voce che parlava per tutta l'America. Noi avevamo gente che non aveva né arte né parte, che usciva, che andava in televisione e ogni giorno diceva la sua, che era su trasmissione, su palinsesti televisivi tutti i giorni. Cioè questo è quello comunque che ci ha distrutto comunque anche dal punto di vista anche psicologico. Oggi stiamo ancora pagando lo scotto sui giovani, ma anche la società è cambiata, siamo cambiati notevolmente. Noi non abbiamo bisogno di avvicinare, Mirella, solo i ragazzi allo sport senza barriere diversamente abili, ma abbiamo bisogno noi di essere vicini, di toccarci con mani. Oggi i contatti avvengono quasi esclusivamente attraverso WhatsApp, attraverso i social, e abbiamo trasmesso anche ai nostri ragazzi questo modo di comunicare. Quanto bello è invece trovarsi, bersi un caffè, fare una chiacchierata, farsi una risata, darsi una pacca. Per esempio io sono uno che ama il contatto umano, io voglio parlare con persone, io voglio toccarle, cioè io amo questo, è questo che mi piace, il fatto che io faccio il sindaco anche perché amo la gente e amo stare in mezzo a loro, cioè questo è il principio fondamentale su cui la società oggi comunque non sta più lavorando e si sta impoverendo, su questo aspetto fondamentale. Cioè che è il principio su cui si fonda l'umanità, cioè quello comunque del calore e dell'umanità stessa che stiamo smarrendo comunque. Ecco, io su questa cosa qua farei discutere, comunque parlare anche dei spettatori comunque, di ragionare su questo. Noi oggi, quando ci vediamo, ci sentiamo, ci scriviamo, ci mettiamo i like, ma non è che ci diciamo, quando è che ci facciamo un caffè insieme? Quando ci facciamo magari comunque una serata, una pizza? Una volta era così comunque, no? Era questo comunque la socialità. Si è persa, Mirella. Si è persa. E la ricaduta poi comunque ancora più forte è sulle persone fragili. Purtroppo. Che manca comunque, soprattutto su di loro anche questo, ma manca anche a noi, non solo a loro. Allora, visto che invece le fragilità vanno supportate, andiamo a vedere a Treviso cosa viene fatto per aiutare queste malate oncologiche, poi sentiremo anche un commento del professor Cicozzi. Andiamo a vedere malate oncologiche. Perché hai l'acqua là, se vuoi, ti ho messo l'acqua sotto. Ingannare il tempo dell'attesa, condividere un progetto, concentrarsi su forma e colore. Questo dono, un ferretto da uncinetto, gomitolo di lana colorata ed uno schema, è il frutto di un patto di collaborazione tra ACTO, Associazione Pazienti della Rete Alleanza contro il tumore ovarico, Ospedale Cafoncello di Treviso e Gomitolo Rosa. I primi kit sono stati consegnati questa mattina, palpabile l'emozione tra le pazienti. Sarò la prima ad utilizzarlo. ACTO nasce proprio dalla volontà di Petra De Zanet e di altre sostenitrici come lei, pazienti che questo percorso lo hanno fatto o lo stanno attraversando. Invece di bruciare lana di scarto dei lanifici, gomitoli entrano nei reparti di Day Hospital e Oncologia per essere donati alle pazienti proprio con l'obiettivo di aiutarle a liberare la mente. Non è solo il tenere in mano un libro o peggio un telefono o un tablet, ma anche proprio un colore, qualcosa di vivo, di caldo, che ci fa anche ritornare un po' a un ricordo di quello che era il calore della famiglia. Diagnosi di tumore che sono in costante aumento. E qui a Treviso vediamo circa 1500-1600 pazienti nuovi all'anno, anche i tumori ginecologici per
anche grazie, diciamo così, all'attività che facciamo di collaborazione, arrivano di più qui a Treviso, per cui diciamo il numero che vediamo è sicuramente in aumento. Le creazioni serviranno anche a sostenere la ricerca oncologica, coinvolto anche il comune di Silea, che porterà il progetto di lanaterapia 2 volte a settimana anche all'interno della rete a sostegno della disabilità. Allora, professor Cicozzi, ti curo, però cerco anche di farti staccare la spina. Penso che siano dei messaggi e dei progetti importantissimi. Supportare le fragilità. Chi è che non è fragile quando sai vivere un percorso veramente difficile? Prego, professore, cosa ne pensa? Ma stiamo parlando di tumore dovuto a HPV, sono circa 3.500 i casi in Italia ogni anno, tantissimi. Si può prevenire, e lo sappiamo, con la vaccinazione, e sono delle fragilità importanti. Io ho avuto, tra l'altro, non solo nelle donne, attenzione, anche nell'uomo. Nell'uomo si parla di tumori testa-collo. Io purtroppo l'ho subito a luglio 2020, non ho mai detto, lo sto dicendo adesso. Andavo in televisione, mi ricordo, facevo interviste, ma dicevo che avevo una faringite perché poi tutta la parte, diciamo, di oltre all'intervento che ho fatto, tutta la radioterapia mi aveva bruciato la ghiandola salivare, per cui insomma a un certo punto avevo una voce un po' greve e dicevo che avevo la faringite, insomma, luglio, agosto la faringite. Vabbè, ci han creduto e va bene così. Guardate, qui mi devo riallacciare, e lei mi fa riallacciare assolutamente ai 2 premi Nobel, perché questa terapia d'RNA che la Caricò e Weissman dagli anni 90, attenzione, dagli anni 90 studiano per terapie tumorali principalmente, è stata un'idea geniale, è da dire. L'RNA che in qualche modo entra nella cellula e produce quella proteina con cui va contro il nostro sistema immunitario che ci protegge, è, diciamo, semplice ma geniale nel suo contesto. Quindi pensate a quante cure per il tumore si possono avere con questo tipo di, diciamo, come dire, innovazione dal punto di vista sia terapeutico, farmacologico, che diciamo vaccinale. Si può andare nella terapia più personalizzata, andare contro quel tipo di cellule non distruggendone altre, e si può andare addirittura per tipo di tumore. Quindi questi premi, i 2 che hanno preso il premio Nobel, è stato veramente innovativo perché ha cambiato la storia dei vaccini, assolutamente, ma probabilmente cambierà anche quella dei tumori. Io ho solo un cruccio, che se noi avessimo creduto e avessimo dato più fondi a queste persone 20 anni fa, noi magari oggi stavamo parlando di altro, cioè stavamo parlando di cure tumorali già pronte, già personalizzate, già come dire, testate da trial clinici e quindi approvate e pronte per essere usate. Ma noi siamo 20 anni in ritardo, lo sappiamo, noi non diamo fondi per la ricerca. Insomma, io lo so che potrei sfondo una porta aperta, però la devo dire perché, guardate, noi i 120 lavori, sapete che si paga, la rivista dove tu pubblichi si paga, l'editore vuole i soldi per pubblicare e si va dai 1.000 ai 5.000 euro a secondo della rivista. Beh, pensate quanti soldi avremmo dovuto spendere noi in 2 anni e mezzo, 120 lavori, era assurdo solo pensarlo, e andavamo a caccia di chi non ci faceva pagare, lo sa, di chi accettava il nostro lavoro come lavoro innovativo che dava un qualcosa in più a ciò che si sapeva, però la condizione era sì, lo do a te ma non mi fai pagare perché non ho soldi per pagarti. Ecco, questa è la ricerca. Io devo dire un grazie, lo dico pubblicamente, alla mia università, perché è stata la mia università che mi ha aiutato. Cioè non è che ho ricevuto fondi chissà da chi, da quella multinazionale o da quella ditta, no, mi ha aiutato la mia università, ci ha creduto fin dall'inizio e l'abbiamo ripagata con, diciamo, come dire, la notorietà, pubblicità, chiamiamola così, e con i lavori scientifici importanti.
E quindi è l'unica che ci ha aiutato. Ma del resto, noi lo sappiamo, si danno fondi, si dicono, ecco, ci sono i soldi del PNRR, no? Adesso per la ricerca, per far ma guardate, io ve lo dico, sono ormai, insomma, quasi 40 anni che faccio sto mestiere, 36, 37, quindi me ne mancano 3 per andare in pensione, ce ne ho 66 e mezzo, quindi siamo lì. Bene, io non ho mai visto dare fondi importanti così a chi faceva un tipo di ricerca importante. Ma professor Cicozzi, ma si meraviglia vedendo quello che stiamo vedendo in questi giorni, queste armi nucleari, queste guerre pazzesche, ma ci rendiamo conto che ormai è solo il business, non c'entrano più bambini, anziani, famiglie, perché poi sono loro che muoiono, non sono i grandi capi, sono loro che muoiono per un bene che non si sa dove vuole arrivare, non basta mai, mi devo allargare sempre di più, mi devo arricchire sempre di più, perché io sono eterno, io sono il grande faraone, mi sto facendo le piramidi, non me ne basta più una, ne voglio 10 e poi si sa se 10 basteranno, ma per fare questo ucciderò chissà quante persone, ma chi se ne frega, ma io sono il faraone, io sono il potente, è questo. E purtroppo, professore, ci hanno tolto l'unica arma che avevamo, che è la preferenza, dare la carica a chi vogliamo noi, che crediamo, che conosciamo, perché siamo persone per bene, siamo persone per bene, ci hanno tolto anche quella, perché noi abbiamo fiducia, avevamo fiducia. Sindaco, lei le preferenze se le è sempre prese, però anche lei, non dico lei, ma parlo in generale, qualche volta c'è questa segreteria politica che da all'alto arriva e lei sa bene, c'è il mezzo sorriso e anche Presti sta stretto, perché è così, i partiti sono così, le segreterie, le grandi segreterie che decidono pochi sulla pelle di tutti noi. No, non ci stiamo più. Noi speriamo che se veramente c'è un buon governo, la prima cosa da fare è la nuova legge elettorale, di dare fondi dove servono, alla ricerca, all'istruzione, alla sanità. Prego, Sindaco. Io sono onorato oggi di essere in trasmissione insieme al professor Cicozzi, che è una persona, una figura straordinaria per la nostra medicina, no? Nazionale. E noi di luminari come il professor Cicozzi ne abbiamo veramente tantissimi, di gente veramente comunque che ha un know-how straordinario, e molti dei quali li abbiamo anche persi a causa proprio del fatto che i governi che negli anni via via si sono succeduti non hanno mai avuto quell'accortezza e quella lungimiranza, perché quando uno amministra, che sia amministri un piccolo comune come faccio io, o che si amministri anche una realtà più ampia, debba sempre comunque chi fa l'amministratore debba guardare non all'oggi ma già al domani, cioè immaginare quello che sarà il domani del territorio, del paese. Solo così può puntare comunque a uno sviluppo armonico comunque del territorio, a una crescita anche sociale sostenibile e soprattutto comunque anche una crescita anche della ricerca, che sia la medicina, che sia ricerca anche in altri campi. Quindi noi abbiamo dei medici veramente che sono il top a livello non nazionale ma a livello internazionale. A queste figure non abbiamo dato la giusta credibilità nel farli crescere. Questi si devono arrangiare, cioè, come dice il professor Cicozzi, io mi ricordo molti anni fa, quando mia moglie aspettava il primo bambino, c'era il dottor Gava, che era un ginecologo, che è qua adesso mi pare che sia in pensione ormai di qualche anno, e lui faceva ricerche, professore, con i suoi mezzi su quello, comunque la posizione del feto, cioè faceva lui delle ricerche comunque che poi sono state applicate e sono andate comunque dei metodi scientifici che sono di uso comune anche oggi. Allora, professor Cicozzi, pochi secondi per salutarci perché ormai il tempo è volato. Prego, professore.
Sono d'accordo col sindaco Presti, l'onore è mio di aver dialogato con lui, perché ha detto delle cose giustissime e preziose. Spero che lo ascoltino e spero che, come ha detto anche lei, diano più fondi per questa sanità che ormai è semidistrutta e che dobbiamo ricostruire a livello regionale e non solo. E quindi nazionale ma molto a livello regionale. Ricordatevi i famosi osservatori epidemiologici regionali che non esistono più, sono stati, non so, distrutti in qualche modo. Ecco, quelli vanno rimessi su, perché guardate che una prossima pandemia ci sarà, è ovvio, è nella storia. Non sappiamo quando, perché è un evento casuale, quindi non possiamo, nessuno può predire, nessuno al mondo può predire quando. Però ci sarà e noi dobbiamo essere pronti. Per essere pronti, come ha detto lei, fondi alla sanità, fondi alla ricerca, fondi all'istruzione. Io questo dico ai miei studenti ogni volta, dal primo anno di medicina al quarto anno, quando li riprendo al quarto. Guardate, professore, devo chiudere, devo salutarla, mi dispiace, la inviterò ancora. Grazie. Professore, grazie veramente, grazie a Domenico Presti, e andiamo a sentire la posta di Mirella, la poesia di Mirella. E naturalmente anche questo sabato termina con la poesia di Mirella, ricordando quello che abbiamo sentito questa mattina dal dottor Vignotto, dall'architetto Bonet, dal dottor Francesco Calia di Pinto, da Giancarlo Polloni, dal sindaco Presti, dal professor Massimo Cicozzi, per far riflettere sulle parole che hanno detto e abbiamo sentito. Sono persone per bene che vanno ascoltate e non sentite, perché danno sempre delle informazioni utili, ci fanno conoscere il territorio, cosa fanno, ecco, quali sono le cose che preoccupano e quelle che non preoccupano, perché sono la voce della verità, i ricercatori che ce la stanno mettendo tutta per cercare di guarire, di aiutarci, di trovare sempre e sperimentare nuove soluzioni, i sindaci, ecco, tutti quanti, la cultura, l'arte che aiuta tantissimo, questa meraviglia della fragilità che abbiamo, che è stata messa su un angolo e finalmente abbiamo avuto la fortuna invece di essere premiati, anche se hanno premiato Mirella con Leone d'Oro, ma dedicato a tutte le fragilità, a tutto questo mondo meraviglioso. Perciò io penso che anche questa settimana tutti assieme con la grande famiglia di Sveglia Veneti abbiamo fatto una buona cosa anche questa settimana. E adesso leggiamo una poesia che ho scelto per voi. Da ogni erba un faso. So cattivo e anche desgustà, me va ben poro can e poenton, col suo oreghemo guadagnà, non è giusto mettermi sul caglieron. Scondersi drio un banco, una croce, che so i propri interessi. Adesso se ora alzare vose, e me fa passar pafessi. Gente senza anima e cuore, scancea sogni a chi secava il boccon, pregando insieme nostro Signore, in prima fia, messa e comunion. Ma non tutto se marzo è da buttare, chi ha patito a fame si ricorda ancora, né a vita se sempre meglio dare, ricevere se fa sempre ora. Grazie, buon weekend, ci vediamo lunedì.